quasi farei un cambio di programma, se il pastore me lo permette, e vorrei chiamare subito Samuele con la sua troupe per fare un cantico insieme a noi. Fate spazio perché sono persone grandi, tengono spazio. Sì, mettiamo quella. Pace a tutti. Io sono emozionata di essere qui. Sono nata in una famiglia evangelica e ho avuto questa esperienza meravigliosa della presenza di Dio nella nostra famiglia. Sono stata 11 anni a Fiumicino e il Signore si è servito di me potentemente. Sono insegnante di sostegno e in tutto quello che facevo, come diceva il Salmo 1, prosperava. Mi venivano dati bambini vegetali e alla fine dell'anno camminavano. Bambini iperattivi che non riuscivano a stare fermi e il Signore riusciva a calmarli. 2 anni fa un segretario viene e mi fa: ma come fai? Quando non ci sei devono chiamare il 118. 6 uomini non riescono a tenere questo bambino. Ho detto: io la mattina mi alzo, prego per questo bambino. La domenica successiva è venuto il segretario in chiesa. Pensava in un grande miracolo. Però c'è stato poi il tempo in cui il Signore ha chiuso questa porta. Una porta di servizio dove io a Fiumicino andavo negli orfanotrofi, andavo negli ospedali e facevamo tante cose, veramente tante. E in questi 2 anni penso che siano stati gli anni più brutti per me, perché quando si è tanto usati da Dio e poi a un certo punto non lo sei più, Dio stabilisce un tempo nuovo, dove ci dimostra che il servizio non è quello che è qui davanti, non è quello che vediamo, però è stato un periodo duro, un periodo difficilissimo, un periodo dove ancora sono emozionata perché dico: Signore, ti ringrazio, perché se non fosse stato per questo tempo io non avrei scoperto che cosa significa il servizio. E allora ho detto: Signore, non posso fare nulla, ti servo con le persone che mi stanno accanto. E io la mattina incontravo persone che avevano bisogno, ma di cose semplici, piccole, come allacciare ad un anziano le scarpe perché non riusciva ad abbassarsi. E io facevo: mamma mia, Signore, ma che gioia grande! È una gioia grande, una gioia che mi dava a fare nelle grandi cose, ma adesso io la ritrovo nelle cose piccole. Un giorno pioveva a dirotto, io avevo fatto tardi, dovevo correre a prendere le mie bimbe, io avevo l'ombrello, una signora era sotto la pioggia. Ho detto: no, non mi posso fermare perché ho fatto tardi. E poi mi sono fermata, l'ho accompagnata. Ho detto: grazie. Un angelo si è fermato e mi ha accompagnato. La signora andava pianissimo, io avevo il tempo contato. Ho detto: mamma mia, Signore, che gioia grande servirti nelle piccole cose, servirti nel periodo di tempesta, nel periodo, come diceva il pastore, nel periodo in cui non solo sei nella tempesta, ma anche tutto ti viene contro. Insulti, parolacce, cosa c'è di più? Cosa non si riceve nella tempesta? Ma io rimango ferma nell'amore di Dio, perché lo amo in un modo così grande, immenso. E a volte dico, ho paura di dire questo perché dico chissà che succederà dopo, però dico: Signore,
tu sei la mia forza, Amen. tu sei il mio sostegno. L'uomo può forse temere, Dio è più grande. Il Salmo 1 dice: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ad uscelli dell'acqua, e il quale dà il frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. C'è il tempo in cui tutte le voci intorno a noi ci dicono: no, non vali, non funzionerà. Ma questa promessa deve essere nostra. Chi teme il Signore, tutto quello che fa prospererà. Io ho questo grande sogno, cantare per il Signore. Però, essendo 2 anni che non canto, vi metterò un canto che ci sono le parole sotto, perché ho detto al pastore: io non lo so se canto, perché non cantando da 2 anni forse sono pure stonata, non lo so. Però questo è un canto che mi sostiene sempre, quindi anche se ci saranno altre parole sotto, però io amo cantare per il Signore. E io alle mie figlie dico sempre: farò un grande concerto per Dio, alla gloria di Dio, perché non c'è niente, io lo dico sempre, però dico: Signore, io ti voglio lodare, non so come, non so quando. Per il momento lodo nella mia casa, le mie figlie non ne possono più. Io apro la mia casa alla lode e loro mi dicono: mamma, basta! Però la cosa meravigliosa è che quando Dio mette un sogno nel cuore, anche se non c'è nulla, si vede con gli occhi. Quindi io vedo, ogni tanto dico a mio marito: vedo con gli occhi alcune cose. Mio marito dice: l'altra volta sono andata in un locale, ho detto: ho scelto il posto dove fare il concerto. E io dico: Signore, prendi la lode con il mio canto, anche non ho mai fatto musica, non ho mai fatto niente, però voglio lodare il Signore con quel po', il semino, voglio dare quel poco che ho, quel seme, ma voglio fare la differenza con i piccoli talenti che Dio dà, non grandi cose, piccole, perché quando riconosciamo che il nostro talento non è grande, ma è solo per la potenza dello Spirito Santo, allora Dio è glorificato nelle nostre vite. E se c'è qualche cuore qui che adesso sta soffrendo, io sto soffrendo pure, in questo periodo sto soffrendo, ma ho la gioia di Dio nel mio cuore. E dico: Signore, è vero, tutte le porte sono chiuse, anche al lavoro, io ho avuto le peggiori umiliazioni, ma io riposo in te, so che tu farai la differenza. Amen. Scusate, ma allora il canto che stiamo per cantare è una preghiera elevo a te. Ci sono anche le parole, possiamo cantarle insieme. La mia preghiera a te, che sei immenso amore, sei il Dio dell'impossibile. Se questa bocca griderà, se questo cuore invocherà, io so che ascolterai. Dio, la mia voce sale al cielo.
prego agisci tu, mio Dio. L'uomo che confida in te non è deluso. Se tutto sembra perso, innalzo gli occhi al cielo. Dio, so che nulla posso io. Se questa bocca riderà, se questo cuore invocherà, io so che ascolterà. Affidatela ora, perché vi dico che Dio possa ristabilire la vostra vita. C'era una conferenza missionaria dove venne un giorno un vostro amico pastore e mi diede una parola che io ho trovato soltanto quando ho studiato Eliseo. Questo studio si chiamava Storia di una fede vergognosa, cioè nel senso vergognosamente reale. Tante volte le persone come noi che credono si vergognano quando sono nel mondo. Voi no, certamente voi no, perché siete a insegnare a noi di non vergognarci della nostra fede, giustamente. Ma tante persone quando hanno da parlare vedono gli altri e dicono ma potrebbe reagire male. Oppure dice ma se glielo dico poi non mi vorrà più parlare. Oppure penserà che io lo voglia portare in chiesa. Oppure penserà che io voglia i suoi soldi. Ok? Io ho scoperto che non mi deve interessare invece.
Non mi deve interessare, perché quando c'è una promessa da parte di Dio, non si può fermare. Non si può fermare. Non c'è niente che possa fermare Dio. Non c'è niente che possa fermare il Vangelo. E oggi voi qua, come negli altri giorni in cui professate la vostra fede, ne siete la conferma. Perché da quel giorno in cui gli apostoli dissero basta di stare nella stanzina a pregare, perché si è avverata la profezia, il Vangelo non si è più fermato. Non si è fermato davanti a niente. Non si è fermato davanti a nessuno. Quindi non vi dovete fermare neanche voi. E un giorno venne un pastore e mi disse: io faccio una cosa così per provare. E quella cosa successe davvero. Vi presento il pastore Giovanni Roccia, che oggi terrà la sua plenaria. Pastore Giovanni Roccia è desiderato sul palco. Con urgenza anche. Pastore, benvenuto. Fratello, pace, che Dio possa benedirvi. Amen. Ma io dovrei svegliarmi, poi potrò poi condividere 2 parole. Che solo dice amém. Amen. Ok, Yes, che Dio possa benedirvi. Pastor João Vitor, grazie dell'opportunità. Se eu sapesse che avrei dovuto predicare in 3, sarei rimasto a casa, così lì più tardi. Mi tiene qua il mio telefono, che questo telefono qua predica pure da solo, pure la chiave della macchina. Possiamo metterci in piedi per cortesia, così ci svegliamo. Io ho un sonno da paura, mi credete? Sul serio, vi confesso con tutto il cuore. Allora, io avrò bisogno di un favore vostro, posso chiedervi? Amen. Abbiamo iniziato, ho sentito due sì. Posso chiedere una cortesia? Posso. La prima cosa è dovete svegliarvi, perché addormentato non capito lo giusto. La terza cosa, vorrei ringraziarvi per questa opportunità. Vi confesso con tutto il cuore che non sono degno di questo onore. Mi sento molto onorato. Grazie ai pastori, che Dio possa benedirvi. Ho avuto il piacere di conoscere il pastore questa mattina, il pastore Maurizio. L'ho sentito in giro, anzi in Sicilia, un po' in Calabria. Il pastore, il presidente della missione Via. Presidente, che Dio ti benedica. Pace. Voi avete una Bibbia? Amen. Amen. Il tema del messaggio è, vi ricordate, per cortesia? Restaurazione. Il tema è? Restaurazione. Allora siamo a posto così. Il tema è? Restaurazione. Libro di Estere, capitolo numero 5. Pastor João Vitor, che Dio ti possa benedire. Ti ringrazio con tutto il cuore, mi sento molto onorato di essere qui. Ti confesso che aspettavo di predicare questa sera, però Dio sa ogni cosa. Allora, la mia fede è che Dio preparò le cose in modo specifico. Io vorrei condividere con voi una parola molto semplice, però avrò bisogno della vostra attenzione. Posso chiedervi? Allora, mentre predicherò, facciamo così. Se ciò che predico è biblico, tu dici amém. Se non è, dici misericórdia. Possiamo fare così? Allora, poi posso chiedere un'altra cosa? Posso? Sì. Voi qua dicono sì. Non vi chiedo più. Ho capito, non devo chiedere. Allora, sto tranquillo. Estere capitolo 5 dice così. Avete trovato? Ok. Il terzo giorno Estere si mise la veste reale e si presentò nel cortile interno del palazzo del re, di fronte all'appartamento del re. Il re era assiso sul trono reale nel palazzo reale, di fronte all'ingresso del palazzo reale. Palazzo reale qua ne ho trovato 3 o 4. Possiamo leggere insieme? Amen. Amen. Una sera c'era un predicatore che era cieco.
E lui è andato a pregare na chiesa, nessuno dava glória a Dio, nessuno diceva nulla, lui pensava que a chiesa era andata via, presa a porta e escapado por lui. E eu sono cieco, eu sono abbastanza addormentato. Un vostro gloria a Dio mi darà una mano tremenda. Amém. Allora possiamo fare così? Ci uniamo, ormai siamo qua, non possiamo andare a casa. Cioè meglio, se tu mi dai una mano, la predica va più veloce, noi finiamo un culto e tu dirai gloria a Dio, alleluia. Ti chiedo solo una cortesia. Non mi invitate a mangiare una bistecca fiorentina che questa sera non ci riesco. Ma per domani mezzogiorno le porte sono aperte. No, perché tutto quanto dice, sai a Firenze fare quella bistecca fiorentina. Non ho visto neanche per foto. Però Dio che è buona. E leggiamo insieme il versetto. 1, 2, 3. E o terzo giorno Esther si mise le vesti reali e si presentò nel cortile del palazzo del re, di fronte all'appartamento del re. Il re era assiso sul trono reale nel palazzo reale, di fronte all'ingresso del palazzo. Che Dio possa benedirti. Potete accomodarvi. Allora, il mio italiano è un po' particolare, io vi capisco pure. Il mio italiano è da 20 anni che sto cercando di cambiarlo, non riesco neanche per sogno. Faccio una fatica pazzesca. Una sera mi hanno chiesto, come mai mi parla la lingua italiana? Ho detto a loro, non lo so. Cioè, è una fatica pazzesca. Prego di 2 minuti per cortesia. Tu credi che Dio ci ha riservato perché Dio ha un progetto o tu pensi che Dio non aveva nulla da fare e ci ha scelto? E voi che siete in fondo, potete fare così con la mano. Ok, tu credi che Dio ci ha riservato per caso o Dio ha un progetto specifico nella tua vita? Come voi credete? Glória a Dio. Delle volte sempre che Dio è sbagliato, sapevo dove andare e andare a casa mia. Una volta mi hanno chiesto, se io fossi Dio non ci avrei scelto. Mi hanno detto chiaramente. Mi hanno detto così, se io fossi Dio eu avrei scelto o Bin Laden o Billy Graham. Billy Graham fu scelto. Poi mi hanno detto, se io fossi Dio non avrei scelto il pastore João Victor, ma avrei scelto un altro. Però Dio ci ha scelti. Firenze c'è una storia particolare. C'era un uomo che si chiamava, com'era? Geronimo. Una volta ho chiesto a Dio, perché tu mi porti nell'Italia? Sai quante volte Dio mi ha portato nell'Italia e io ho scappato? 5. L'ultimo ho detto, balena, fermati in nome di Gesù. La balena ha aperto la bocca e mi ha buttato nel Veneto. Ho detto, qua non mi muovo più. Perché io sono stufo di essere sputato dalle balene. Cioè, ho stancato la balena mi ha stancato, allora abbiamo fatto pace. Cioè, noi abbiamo fatto pace, così non mi muovo più, la balena non mi stressa e io rimango tranquillo. Mica siamo così. Sembra, ma non siamo. Quando Dio ha un progetto, noi dobbiamo compreendere come fare affinché il progetto venga a essere realizzato. Dio non sbaglia mai. La prima volta che ho conosciuto l'Italia, perché l'Italia è un bel paese, però io non sapevo neanche da che parte esisteva. Conoscevo la storia romana, ma non conoscevo l'Italia. E nel 1985 c'era questo gruppo di missionari italiani e loro mi hanno dato una banconota da 1000 lire. Quella così, che vi ricordate? Che si prendeva pure un caffè. Ah, tempo buono, gloria a Dio, alleluia. E io ho preso quella banconota, l'ho messa in tasca, non è che quella banconota mi segue fino adesso. Ho voluto svincolarmi dall'Italia, ma non riesco neanche per sogno. Allora ho capito che Dio ha un progetto nella mia vita. Io devo capire come agire affinché questo progetto venga a essere realizzato. Sai, io vorrei che tu capissi affinché tu non ritardassi la promessa di Dio nella tua vita. Perché se io ritardo la promessa di Dio nella mia vita, io magari arriverò in ritardo dove Dio ha preparato per me. Io non voglio arrivare in ritardo. La Bibbia dice che tutto coopera per il bene di coloro che sono in Cristo. Ok, preghiamo 2 minuti. Se qualcuno accanto a te inizia a dormire, dillo a lui, sveglia-ti nel nome di Cristo Gesù. Non lasciare che dorma, perché se dorme in questo affare qua senza filo, può volare da te e infamare. Perciò non farà dormire in nome di Gesù. Padre Santo, noi abbiamo bisogno della tua grazia, della tua misericordia. Vogliamo comprendere la tua parola, vogliamo comprendere, oh Padre, ciò che tu vuoi insegnarci questa sera. Vogliamo chiedere a te nel nome di Cristo Gesù che il tuo Spirito Santo possa avere libertà
di muoversi in mezzo a noi, oh Padre. Nessun altro spirito è benvenuto in mezzo a noi, oh Padre. Ma che la tua presenza possa maestrarti, che la tua grazia possa guidarti, che il tuo amore possa essere pieno in mezzo a noi, oh Padre. Noi invochiamo, papà, la tua presenza. Tu sei benvenuto in mezzo a noi, oh Padre. Tu sei benvenuto in mezzo a noi, Gesù. Tu sei benvenuto, Padre. Invia i tuoi angeli, oh Padre, affinché possiamo essere ancora, oh Padre, protetti, perché la Bibbia dice che loro accampano attorno di coloro che dovranno ereditare la salvezza. Noi ti chiediamo nel nome di Gesù, nel nome di Cristo Gesù. Aleluia. Aleluia. Glória a C'è un Dio. segreto per stare bene no culto. Vuoi ser privato? Tre glória a Dio, tu svegli a canto a te, svegli pure a te. Così noi tutti stiamo bene. Voi conoscete la storia di Esther? Conoscete? Chi non conosce la storia di Esther? Amém. La maggioranza conosce. Vi rappresento adesso. Vi rappresento Esther. Esther era una ragazzina che particolarmente, molto particolare. Molto particolare. Ci sono dei brasiliani, Amém. colombiani, dominicani, italiani. Cristiano. Pode pensar que o diabo conosce o vosso futuro? O diabo conosce o nosso futuro? Pode ele sim, pode ele não, mas diga uma coisa para cortesia. O diabo não conosce, velho. Questa è l'idea che noi abbiamo, ma nella Bibbia non conosce. Non conosce nei dettagli, ma conosce. O diabo conosce detalhadamente ciò che succederà domani. Ma in parte lui conosce. Infatti, in Gênesis capitolo 15, Dio dice a Abraamo: Abraamo, il tuo popolo peregrinerà per 400 anni a Firenze. Capitolo 15 della Gênesis dice: ascolta, il tuo popolo saranno forastieri per 400 anni nell'Egitto. E Dio poi completa. Eu penso que voi siete rimasti un po' in dubbio. Volete leggere? Possiamo leggere? Possiamo? Ok, Gênesis capitolo 15, per cortesia. Ho visto che siete rimasti così un po'. Allora andiamo a leggere. Ma tu mi domanderai chi c'entra Esther con Gênesis capitolo 15? Neanche io lo so, però troveremo perché non vi preoccupate, noi siamo qua quando andare via, che dentro la porta buttare via le chiavi e qua nessuno si sposta più. Gênesis capitolo 15, versetto 13. State registrando la mia predica? Sì. Non fatelo per cortesia, sono timido. Cioè, poi non fatelo in nome di Gesù Cristo. Io até ho vergonha che quando mi ascolto in giro, perché dal vivo è già complicato. Se ascoltate dall'altra parte diventa ancora peggio. Ma se volete, noi abbiamo un po' di studi biblici su YouTube. Cercate a Serenity di Progetto Vita, troverete. La Bibbia è un libro molto interessante, sai? Molto interessante. Ho imparato ad amare la Bibbia perché se tu ami la Bibbia tu vivrà meglio. Amen. O povo de Dio perisce per mancanza di preghiera, per mancanza di conoscenza. E o povo perisce per mancanza di conoscenza. E questa conoscenza non fu data ai saggi, è fu data agli umili. Tu puoi avere come me il quarto anno scolastico, ma tu hai lo stesso spirito che Dio mi ha dato. Noi abbiamo lo stesso spirito. Allora, esiste una regola biblica che Dio dice a Abraamo, capitolo 15 di Genesi. Versetto 13, allora l'Eterno disse a Abraamo: sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, e vi saranno schiavi, e saranno oppressi per 400 anni, ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi. Dopo questo, essi usciranno con grandi ricchezze. Quanto a te, te ne andrai in pace presso i tuoi padri, sarai sepolto in buona vecchiaia. Ma la quarta generazione essi torneranno qui, perché l'iniquità degli amorei non è ancora giunta a colmo. Dio sta dicendo a Abraamo: ascolta, ti sto parlando, perciò ti pone scritto. Il diavolo avrà letto questa storia, perché lui non so che scuola hai fatto, però lui sa leggere. E la Bibbia dice che arriva 400 anni, non è che il diavolo prepara una trappola e inizia a uccidere i bambini. O diavolo pensa che lui ha immaginato: ascolta, Dio dovrà usare qualcuno per liberare il suo popolo, perciò faremo così, uccideremo tutto quanto, useremo Faraone
di modo che Faraó diventa colpevole, ma lui sarà solo un instrumento. Perciò in quel momento che Mosè stava per nascere, c'era una guerra spirituale in corso che era spaventosa. La gente non sapeva, ma c'era una guerra spirituale in corso che era... Ripeto con me, c'era una guerra in corso... Spaventosa. In fondo, voi in fondo siete muti. Facciamo! C'era una guerra in corso? Se tu riesci a comprendere che nella nostra vita noi viviamo in questo conflitto quotidiano, tu vivrai bene. Perché se eu não capisco que tinha uma guerra contra a minha vida, eu penserò que o cristianesimo é andar em chiesa una volta a domenica. Se eu não compreendo que tinha uma guerra em corso, eu penserò che Dio magari non mi sta benedicendo, non mi vuoi benedire. Se eu não capisco que tinha uma guerra em corso, afim que a minha vida não venga a ser realizada em Cristo Jesus, eu potrò molar na minha história. E quando Mosè stava per nascere, non spaventate o grido. E não bebo nem água quando prego. Un'ora senza acqua. O malagó é preparado, não me preocupate. Beato se voi que siete in fondo, qua davanti sarà un disastro. Dopo un'ora con questi gridi in testa, che Dio mi protegga. I timpani saranno guariti questo pomeriggio. E la Bibbia dice che quando Dio guarda verso la terra, perché Dio è un Dio di promesse, cioè Dio non mancherà mai la sua parola. Só que nós estamos vivendo em um campo minado, porque a Bíblia diz que o mundo giace nel maligno, o mundo não appartiene ao maligno, ma o mundo é nel suo dominio. Perciò Dio guarda, eu penso que Dio è dentro agli angeli, venite qua, arcangi, cherubini. Io c'ho una promessa com Abraão, perciò devo andare a restaurare quel popolo. Perché non è che Dio aveva dimenticato loro, Dio non è dimenticato loro. Però c'era un tempo che era determinato affinché ogni cosa potesse succedere. Allora la Bibbia dice che una bella sera una donna ha avuto il coraggio di avere un figlio. La Bibbia dice che in quel tempo avere un figlio era una sfida, perché se tu sai che tuo figlio sta per morire, che deve essere ucciso, tu dirai, amore mio, non faremo nulla perché non vogliamo avere un figlio proprio in questo periodo. E la Bibbia dice alla signora, non so come vi ricordate il nome? Jochebed, fala baixo, Jochebed. Jochebed. Tu guarda 3 volte é meglio. Jochebed. La Bibbia dice che questa signora Jochebed ha avuto una idea di avere un figlio. E nella Bibbia esiste un segreto che noi abbiamo letto pure in Esther. La Bibbia dice che Jochebed nasce questo figlio, il figlio era bello d'aspetto. Somigliava al pastor João Vitor. Era un bello figlio. E Jochebed, la Bibbia dice che Jochebed era uscito a tenere nascosto per quanto tempo? Per 3 mesi. La Bibbia dice che Esther ha avuto l'idea di andare dinanzi al re dopo 3 giorni di... Memorizza con me. Jochebed ha avuto un figlio e dopo 3 mesi non poteva più. Maria ha avuto un figlio dopo 30 anni, non è potuto nascondere, lui si manifesta. Esther inizia a pregare e jejunar dopo 3 giorni, va dinanzi. È come se Dio avesse un calendario con questi numeri, vero? E la Bibbia dice che Dio fa assim com que Jochebed dà luce a questo figlio. E da un momento la Bibbia dice che Jochebed ha avuto una intelligenza pazzesca. Io penso che Jochebed era fiorentino, perché intelligente come lei non c'era não. Jochebed dice, ascolta, io devo trovare un modo di farlo. E la guerra spirituale può sembrare complicata per chi non ha intimità con Dio, ma è molto semplice per coloro che sono guidati dal Spirito Santo. Vorrei ripetere, la guerra spirituale può essere complicata per coloro che non hanno intimità con Dio, ma per coloro che camminano con Dio è molto semplice, perché Dio non ci complica, Dio ci realizza. E la Bibbia dice che lei prepara un cestello al messo di betume, sembrava la arca di Mosè, e lei ha messo dentro Mosè. Cioè, eu venho de um país do Brasil, porque o Brasil é um país em particular. O Brasil nós abrimos Titá, Campanha e Buco de Buco. Eu venho de Buco de Buco. Serpente più fino é così. Quando atravessa a estrada, tu pode ter esse sol que te atravessa a folha. E o Brasil há 50 anos fa, não sou como era.
Eu nasci em 64, mas vivo fora do Brasil há 40 anos, mas 50 anos faz em Brasília. Uma dona que meteu um filho dentro, o filho Amazonas tinha 50 anos fala que estava correndo um risco tremendo. Mas o que deve era cuidar do Espírito Santo. Tinha um perigo sim. Aleluia. Tinha um perigo, porque o bambino poteva essere mangiato da un crocodilo, poteva essere annegato, o magari poteva essere, non so, ucciso da chiunque animale. Però c'era una guida dello Spirito, per il mondo era follia, per lei era una soluzione. E la Bibbia dice che vede fai questo. E da un tratto, quando Mosè arriva, era tutto preparato. Aleluia. Tutto era organizzato, non c'era nulla per caso na storia. Aleluia. E la Bibbia dice che il diavolo entra nella storia, il diavolo inizia a uccidere i bambini, inizia a fare tutto ciò che era contrario alla volontà di Dio. Io che vedo era semplicemente una figura lì. Quante donne noi abbiamo? Alzate mani voi donne. Oh, voi donne, alzate mani, voi donne. Mulher in spagnolo. Voi donne. Amém. Ah, se voi donne capisse o vostro conto nella Bibbia. Ah, se voi donne potesse compreendere chi siete nella Bibbia. Ah, se voi donne potesse capire quanto voi siete preziosi per Dio. Posso dire una cosa? Gli uomini non possono ascoltare. Voi donne siete più preziosi degli uomini. Voi sapete nella Bibbia. Voi sapete che voi donne siete più preziosi degli uomini. Mi domando perché? Perché l'uomo non può produrre nulla. La donna è la fabbrica perfetta. E o primo uomo Dio fabbricò è uscito male perché poi sbagliò. E la donna è avuto una fabbrica che sta fabbricando fino adesso. Voi siete esattamente la macchina che Dio usa per procreare la vita nella terra. Voi siete amatissime da Dio. Mamma mia, un gloria a Dio qua, ci vuole a pagamento? E la Bibbia dice che questa signora, Jochebed ha avuto questa idea. Jochebed ha avuto questa idea. Ma non poteva essere il marito. Doveva essere il marito, perché era il marito che era. Perché noi abbiamo questa idea. No, noi uomini, facciamo qua, facciamo là. E non sabia, non si fa nulla proprio. E Dio prende Jochebed, perché Dio aveva un progetto con le donne. E o progetto che Dio aveva con le donne è talmente particolare che poi finisce Maria. Loro dicono che sono il pastore più mariano dell'Italia. Perché amo Maria. Eu amo Maria. A Maria della Bibbia la amo de modo particolare. Ah, como que eu amo Maria. Eu penso que José, quando visse Maria a prima volta, ha detto, Madonna mia, quando sei bella. Eu penso, José non ha visto Maria, Madonna mia, quanto sei bella. Perché Maria era una donna pazzesca. Perché Maria faceva parte di questo progetto che Dio aveva. Dio doveva restaurare, então gli serviva una donna. Serviva una donna affinché la storia fosse restaurata. C'è una cosa interessante, Pastor Vitor. La maggioranza delle chiese evangeliche al mondo, 70% sono le donne. 70% sono le donne, 30% sono gli uomini. Noi abbiamo una chiesa a Treviso, che noi abbiamo donne che escono anche per le finestre. Mi hanno fatto perdere i capelli. Perché è così. Ma voi siete preziosi per Dio. E da un trattativo alla signora Esther. La Bibbia dice che la signora Esther ha avuto un'idea interessante. La Bibbia dice che la signora Esther ha avuto un'idea interessante. Esther inizia a fare un digiuno. Posso raccontare un segreto del digiuno? Posso? Posso? Oh, vai no fundo, per cortesia. Eu sono qua che grido e voi non fate nulla. Non è mica giusto da parte vostra, Digiuno è un segreto. Digiuno c'è un particolare tremendo. La Bibbia dice che certe caste di demoni non escono se è tanto di digiuno, Inizia a digiunar, tu vedrai che tu diventerai più sensibile alla parola dello Spirito Santo. Inizia a digiunar, tu capirai che in certi posti che tu non potevi mai entrare, Dio ti fa entrare con autorità. Inizia a digiunar perché o tuo corpo hai bisogno di essere svoltato di se stesso e essere riempito dalla presenza di Dio. Io non voglio raccontare ciò che le licenziate raccontano, ma se volete posso raccontare, volete? Allora vi racconto dopo, perché la maggioranza non interessa, allora vi racconto il segreto dopo. Mi invitate a prendere un caffè e poi vi racconto. O vi racconto a voi. Le licenziate raccontano
que nós abbiamo una farina piccolissimo qua sopra la testa, che si chiama ghianda pineale. Gli scienziati hanno scoperto che questa ghianda pineale è la parte che ti collega con Dio. È come se la nostra ghianda pineale fosse il terzo occhio, che il mondo dice che è terzo occhio. Noi non abbiamo questa idea. Ma loro raccontano che la ghianda pineale, quando noi moriamo, questa ghianda pineale si apre. E Satana conosceva talmente bene che Satana diceva: se Dio è vero che se tu mangia questo frutto non è vero, i tuoi occhi apriranno. Il diavolo sapeva che se Eva avesse l'occhio dello spirito aperto, loro avrebbero visto Satana che era fuori, perché non c'era un giardino nell'Eden, c'era un giardino nell'Eden. Vorrei ripetere, la terra era un giardino, e c'era la terra, era l'Eden, e c'era un giardino non era giardino dele. Só che capito, dice amém. Ok. La terra era un Eden. E c'era un giardino nell'Eden. Ok? Non è che la terra era un giardino. La terra c'era un giardino. Che giocava un filme che divideva in 4 parti. È come se Dio avesse detto: io farò la terra e metterò un giardino che sarà il mio santo dei santi, l'uomo santissimo. E là metterò Adamo ed Eva. Alleluia. E il diavolo ha capito che se Adamo ed Eva non avessero peccato, loro sarebbero diventati simili a Dio. E loro avrebbero visto ciò che era esternamente, perciò non avrebbero mai dato a loro libertà. E gli scienziati raccontano che quando noi stiamo jejuando, la nostra ghianda pineale riceve delle informazioni che noi stiamo morendo. Allora tu inizi a avere esperienza con Dio. Ok? Che non hai capito, dice a me. Gli scienziati dicono che quando noi moriamo, la nostra pinea si apre. E noi colleghiamo con ciò che è invisibile. Però gli scienziati evangelici dicono, cristiani dicono, che quando stiamo jejuando, noi stiamo mettendo un'idea nella nostra ghianda pineale che noi stiamo morendo, perciò noi iniziamo a avere intimità più forte con Dio. Non so se sì. Ok. Allora, quando Estere fu scelta da Dio, Estere non era lì per caso. La Bibbia dice che una bella sera nella storia, Estere aveva un zio che si chiamava Mardocheo. E la Bibbia dice che una bella sera questo Mardocheo viveva nella porta del re. E non so che cosa Mardocheo faceva. La Bibbia non mi dà tanti modi per comprendere, però la Bibbia dice che lui viveva nella porta reale. E la Bibbia dice che da un tratto Mardocheo era lì e ha sentito che c'erano 2 uomini che volevano uccidere il re. E lui va a raccontare a Estere: guarda che c'è una trappola per uccidere il re. E Dio aveva un problema serio da risolvere, perché Dio aveva detto a Geremia che il suo popolo sarebbe stato portato via per 70 anni. Perciò il tempo di liberare gli ebrei stava arrivando. Io vorrei ripetere, il tempo per liberare gli ebrei stavano arrivando. Nel tempo lá Dio usò Mosè. Nel tempo futuro Dio usò Estere. Perciò Dio può usare uomini da noi stessi. Ok? Mosè era un grande studioso. Estere era simplesmente una serva. Perciò Dio non guarda apparenza, se tu sei studioso, se tu sei laureato. Dio guarda a tua sottomissione a Lui. Sottomissione genera intimità. Ripete con me: sottomissione genera intimità. E Estere da un tratto si trova nel posto giusto, nel momento giusto, esattamente come Dio voleva. Alleluia. E la Bibbia dice che una bella sera hanno scelto una signora, una ragazza che fosse moglie del re, perché la regina che era prima si chiamava Regina Vasti, o Vasti o Vasti. Ok, chi crede che è Vasti alza la mano? Chi crede che Asti alza la mano? Io devo svegliarti, questo è di sicuro. E la Bibbia dice che questa signora Vasti, ela commette um sbaglio. Ela vai entrar dove non era invitata e dà un tratto e dice: Vasti, che Dio ti basti per sempre. E è stata Vasti.
Cioè, ele está pela vastitude, tchau. Não fa più parte da história. Eu vorrei que tu pregasse comigo um minuto, posso? Posso? Perché Dio stava lavorando. Alleluia. Che era fuori non capiva ciò che stava succedendo. Ma allo stesso momento c'era una guerra spirituale. Dio aveva scelto Esther e o diabo aveva scelto un tipo là che ha fatto una forca per uccidere ebrei. Come si chiamava? Vi ricordate? Voi la Bibbia leggete, giusto? Venite poi studio Bibbia. Loro vengono studio Bibbia, loro vengono studio Bibbia, ogni settimana vengono. Ok, c'era il signor Aman che voleva uccidere tutti. Repete con me, Aman voleva uccidere tutti. Ti posso dire una frase, posso? Con molto amore. Ma o pranzo che hai fatto, cioè non siete riusciti a digerire. Posso dire una frase con molto amore? Amém. Perché se todo mundo arriverà in paradiso, non troverà la tua famiglia, non darà a lamentare con Dio. Eu tenho sempre um segredo. A Bíblia diz: crede no Senhor Jesus, estará salvado tu e a tua, mas tu deves ter o posto justo no momento justo, como Deus vole. Amém. Deus não salva se tu não entra como Deus voluto. Deus não salva tua família porque tu sei credente, salva porque tu sei intermediário. Aleluia. Deus não salvará tua família porque tu sei membro da Chiesa Arca missionária. Deus salvará porque tu é capito da tua chamada, te sei preparada e sei entrada nel logo de interferimento dove tu é preparado. E Esther dá trato arriba di essere la signora Regina. Ma la curiosità è che Esther chiamava Radassa. E Esther não era nem para sua casa, Esther era lontanissima. Esther era deportada. Esther não aveva, a Bíblia não te ensina, mas a Bíblia ti fa capire che Esther non aveva il genitore. Esther era extracomunitaria di brutto. Proprio è da lì che è nato gli extracomunitari. Deportata, pum, vai Esther. E Esther poteva essere la persona più depressa della storia. Perché povera, non aveva il genitore e aveva ancora un giudizio contro lei, contro a sua casa. E da tratto la Bibbia dice che Esther, pastor João Victor, scopre che lei non era lì per caso, perché Dio aveva un progetto definito per lei. E la Bibbia dice che Esther, una bella sera, lei entra e lei ascolta o messaggio del suo zio e dice: ascolta Esther, Mardocheu è passato un Facebook, non so se c'era, o WhatsApp. Esther, mi raccomando, ascolta Esther, c'è un decreto di morte contro la nostra famiglia. Ok Esther, prima tu era Radassa, adesso tu sei Esther. Prima tu era povera, adesso sei ricca. Prima tu eri nella campagna sudamericana, adesso sei nell'Italia. Esther, apri gli occhi Esther. Aleluia. E da tratto lui dice: ascolta Esther, c'è un giudizio contro tutta la nostra generazione. Se tu non interverrai Esther, soccorso verrà da un'altra parte, ma questo mai è pericolosissimo. Ma se perirà anche. Perciò Esther, tu sei lì perché Dio ti hai messo in quel posto. Ci mettiamo in piedi per cortesia, allora vogliamo pregare. Oh, ci ho messo mezz'ora e sono uscito a svegliarmi, questo è buono. Questo è un buon inizio. Potete dare un gloria a Dio se volete. Eu creio que tu pregasse che Dio padre. Mi aiuta a entrare dove gli altri non possono entrare. Mi aiuta a fare ciò che gli altri non hanno potuto fare. Mi aiuta a interferire dove gli altri non hanno potuto farlo. Io non credo che Dio ci ha portato, io parlo per me. Io penso che anche per voi. Perché se tu mi dici che Dio ti ha portato in questa città perché Dio non aveva un altro progetto, io dirò: lascia perdere, tu non hai capito nulla dell'Eterno. Io vengo da una parte del Brasile che si chiama Minas Gerais. Vuol dire mineiro dappertutto. La parte da dove vengo io, ti dico con tutto rispetto, è talmente ricca che noi siamo poveri. È un posto talmente ricco. Quando ero piccolo, io andavo con una moqueta e mettevo sotto le acque, che c'era una mineratore, mettevo la moqueta, al pomeriggio di sera io andavo a lavare, io avevo 100 grammi d'oro ogni giorno. E c'è ancora.
C'è ancora. Cioè, perché Dio ci ha portato in questo posto? Perché? È per avere soldi. Soldi che vamos, abbiamo lá. Dio ci ha portato perché Dio vuole darci un vestito meglio. Aspetta. Cioè, noi abbiamo. No, Dio non ci ha portato qui perché Dio ci voleva dare del bene materiale. Bene materiale Dio ci può dare dove vuole. Bene materiale che ci può dare o Satana. Perché Dio non è preoccupato. Tu puoi essere felice con una Ferrari, ma tu puoi essere ancora più felice con una 500, un bucata. Non importa ciò che tu hai, importa ciò che tu sei. Fazzi con tua mano per cortesia. Eu vorrei que tu pregasse que desse Padre, eu voglio entrare dove gli altri non possono entrare. Eu voglio fare ciò che gli altri non possono fare, Padre. Perché tu mi hai scelto per un tempo preciso. Padre Santo, nel nome di Cristo Gesù. Padre, noi abbiamo visto, Padre, che tu hai scelto, Padre, Mosè, in un tempo, Padre, dove c'era un decreto di morte, Padre, sopra quello popolo. Tu hai scelto, Mosè, tu hai scelto Iochebede. Poi noi abbiamo visto, Padre, che c'era un decreto, Padre, che tu avevi stabilito per 400 anni. Gli ebrei dovevano andare in esilio, Padre. È arrivato il tempo che tu hai voluto restaurare la loro storia. Tu non hai dimenticato loro, erano schiavi, soffrivano, ma tu avevi protetto loro, Padre. E nel momento esatto tu hai preso Mosè e hai fatto diventare un uomo che noi conosciamo. Noi sappiamo che tu hai preso estero, Padre. Una ragazzina senza valore per la società, povera, venduta come schiava, ma era scelta da te, oh Dio. Era povera sì, papà. Aveva un zio che viveva nella porta reale, ma erano scelti da te. Dovevi sgridare ogni forza dell'inferno. Dio ci hai scelto per questo momento. Vogliamo gridare, oh Padre, per questa città. Dio ci ha scelti per benedirvi. Padre, risvegliaci nel nome di Gesù. Dacci la grazia di comprendere i valori che noi abbiamo, Padre. Grazie nel nome di Gesù. Nel nome di Cristo Gesù. Potete accomodarvi. Alleluia. Oh, alleluia. Oh, alleluia. La Bibbia dice che Esther ha avuto una idea pazzesca. È roba di credenti. Non è qualunque che fa queste cose qua. È roba da chi conosce e vuole conoscere Dio. Perché noi abbiamo 3 gruppi nella Chiesa. 3. Non so di quale parte tu fai parte, ma vogliamo capire. Nella Chiesa c'è un gruppo che sta cercando di conoscere Dio. Poi nella Chiesa c'è un gruppo che hai capito perché Dio ha scelto. Poi nella Chiesa c'è un gruppo di menefreghista che fa paura. Che non vuoi capire neanche a bastonate. Io ti confesso che delle volte ho venire i brividi. E questo gruppo che se ne frega, non so come loro faranno, ma sono sicuro che in questa chiesa non c'è nessuno di questo gruppo qua. Sono rimasti tutti in Toscana. No, non è venuto nessuno. Non è vero? C'è qualcuno che viene dalla Toscana? E la Bibbia, ecco, sono rimasti là, non sono venuti, solo tu sei venuta. E la Bibbia dice che una sera Esther ha avuto un'idea tremenda. Esther ha fatto 3 giorni di digiuno. Esther vai jejuar, a Bíblia diz que Esther vestiu le veste. Esther vestiu le veste. Ainda tá, mano. Esther vestiu le veste. Esther vestiu le veste. Cioè, mi vê la domanda anche, aspetta. Com'era? Non era vestita prima? O c'era una veste, non so, io quando vedevo Berlusconi con le giacche, non so. Eu não riesco porque ho preso un po' di chili, questa qua è da 10 anni che la uso, ma Berlusconi usava sempre le giacche doppio, dove andava Berlusconi era lei stesso. Io quando vedo questi artisti, loro hanno sempre un vestito, non cantano vestito, è loro, cioè non guarda i vestiti, guarda loro, non è così? Então a Bibbia dice che Esther quella sera, dopo aver jejunato, vestì le veste. Dopo che Esther jejunou 3 giorni, vestì le veste, senza digiuno noi siamo semi-nudi dinanzi a Dio. Senza digiuno e preghiera è come se noi fossimo nudi dinanzi a Dio. E Esther sapeva, ascolta, la signora Regina che era prima di me è entrata dove non era invitata.
lei entrata dinanzi a re quando non fu. O decreto é, se tu vem se essere editato, guai, não é così? Eu vedo spesso com essa história. A Giovanna Itália é perigosa, mamma mia. Graças a Deus que a televisão usa aquele microfone lá, la pelle. Porque depois quando eu botar o tinco sulla testa di fratelli. Fratelli che lamentano così, la Itália è pericolosissima. Avete mai sentito? La Itália è dura. Mamma mia, Giovanni, come la Itália è dura? Dura? Non è dura, la Itália non è dura. La Itália ha bisogno di persone che si rivestano della grazia di Dio. Alleluia. La Itália non è dura. La tua famiglia non è dura. Dove tu lavora não é duro. Magari tu está usando esse arma que usava Basti. Tu sei esta, tu não sei Basti. Cioè, come ti permette apresentar-te não só se tu não sei vestita alla norma? E a Bíblia diz que Esther se vestiu da regina, se usou il suo veste reale, però Esther naturalmente ha avuto questa idea dopo che hai detunato. Cioè la tua intimità con Dio ti permette di entrare dove gli altri falliscono. Dove c'è un decreto di morte per gli altri, ci sarà un decreto di vita per te. Dove gli altri falliscono, ti rivestiti della grazia di Dio, riescono. Dove gli altri non possono entrare, noi possiamo entrare. Dove gli altri trovano morte, noi troviamo vita. Ah, questo è meraviglioso. Questo è meraviglioso. Vê se qualcuno que dorme accanto a te, sveglia lui per cortesia. Di lui. Sta attento, Mustafa. Alza la testa per cortesia. E la Bibbia dice... La Bibbia dice che Esther arriva e va là dove Basti morì. Esther entrò nel vero. Cioè, perché che Basti è stata eliminata e Esther è stata premiata? Qual è il segreto di Esther? Esther è più bella di Basti? No. Esther è migliore di Basti? No. Esther aveva solo una cosa. Aveva un digiuno che la portava di non solo lei. Esther non aveva nulla di particolare. Esther aveva intimità con Dio diverso. Perché quando tu scopri che sei certa di Dio, tu valorizza ciò che è priorità. E a priorità è intimità con Dio. Esther sapeva. E quando Esther va dinanzi ao re, a Bíblia diz que c'era um decreto de morte estranhíssimo. E eu prego a Dio que me dia graça per spiegarvi, e prego a Dio que me dia graça per comprendere. C'era un uomo in questa storia per nome Haman. Non era così? Sapevate da dove arrivava quell'Haman? Era una malechita. Oh, fratello mio. Era una malechita. Conoscete la storia di Haman? Chi conosce a Malechite? Oh, mamma mia, questa Malechite era stato un problema per gli ebrei. Questa Malechite è stato un problema. Ma sai dove è uscita Malechite? Vuoi sapere dove è uscito? No, non è dell'inferno, no, è uscito. La Bibbia dice che nascera Mosè è dall'Egitto e va tra le Malechiti. E la Bibbia dice che quando lui arriva dalle Malechiti, lui ha conosciuto un uomo per nome Ietro. E questo Ietro era suocero, era un sacerdote. Hai ammaestrato Mosè, hai insegnato Mosè, ma non hai fatto ciò che Mosè faceva. Brasiliani, vi dico con tutto amore. Stavo perdendo una cosa brutta, non posso dire. Vi state stressando. Perché noi conosciamo ma non obbediamo. Noi siamo conoscitori, ma stiamo dimenticando di mettere in pratica ciò che Dio ci ha insegnato. Scherza. Noi stiamo dimenticando la nostra origine in Cristo Gesù. E stiamo dimenticando perché che Dio ci ha portato in questo continente. In generale i sudamericani conoscono a Dio, ma quando attraversano la frontiera sembra che sono diventati come gli altri. Attento a Malechita. E la Bibbia dice che Dio amava le Malechiti. Perché così come che Dio può benedire tramite una persona, Dio può maledire tramite un disobbediente. E la Bibbia dice che una bella sera questo signore là per nome Ietro va da Mosè e dice: Mosè, quanto sei bravo! Non vieni da me dopo o culto a dire quanto sei bravo, che disputa doce. Non mi piace questa ideia nem de persone. Pastor Giovanni, quanto sei bravo, mas bravo é Jesus Cristo.
Eu sou só um vaso de argila, no vargo nulo. Você viu toda a mano e o moleiro fra mesora. E questo Getro conosceva Dio, serviva Dio. E una bella sera Getro, no capítulo 18 di Esodo, lui va da Mosè. Perché Getro conosceva Dio, ma non ha insegnato ai suoi figli a obbedire a Dio. Perché Getro aveva una figlia che si è sposata con Mosè. E no capítulo 4 di Esodo, Mosè stava andando verso l'Egitto e la Bibbia dice che Dio voleva uccidere Mosè, perché Mosè non aveva circonciso i suoi figli. Alleluia. La moglie che era figlia di Jetro. Eu devo que é um redondo, eu devo recordar que adesso vi bastão 2 minutos também, perciò prima vi ho dato una parola di amore, vi ho dato una parola di esortazione, tenete forte che è buona. La Bibbia dice che questa donna conosceva. E lei dice, Mosè, tu sei un sanguinario. E la Bibbia dice che lei è preso un coltello e è andato a circoncidare un figlio. Donne, mi raccomando, tu puoi conoscere, ma il tuo marito è un sacerdote della famiglia. Non fai ciò che tocca a lui. Non praticare ciò che deve praticare lui, mi raccomando. Non invertiamo i valori biblici, perché Dio è stesso ieri, oggi e sarà in eterno. Amen. Oh, le donne non dà per me. Dà per me, donne. Perché Sefra conosceva. Ripete con me, Sefra ma non obbediva. Sefra conosceva. Se Sefra fosse stata istruita in famiglia, Sefra avrebbe detto Mosè, amore mio, je t'aime beaucoup, mon chéri. Vieni qua, Mosè. Tu está cometendo um esbalho, Mosè. Porque tu está andando liberar. Aquele orologio é troppo grande, mi sta spaventando. Lei poteva dire, Mosè, amore mio, vieni qua. Se fosse spagnola, con questo parlare romantico che voi avete, lo avrei convinto prima. Lei poteva dire, Mosè, tu está andando per circuncidare lì egiziani. Però a casa nostra non c'è ancora. Ripete con me, Mosè. Tu stai andando per circoncidare gli ebrei. Ma i nostri figli sono impuri. Non prenderai gli altri se tu non vivi a casa. Non prenderai gli altri se tu non vivi a casa. I demoni ti conosce, lui sa se tu vivi tu non vivi, non andare in giro a insegnare altro ciò che tu non pratica. Dá um sorriso, você faz finta que não perder. Se tu dá um sorriso, faz finta que não tinha namoro com tempo, isso não dá pena. Você não dá a ensinar algo ciò che tu não, perché Dio è buono, ma Dio anda un fuoco. E lei, la signora Sefora, ao invés de andar da Mosè, tu está espalhando Mosè. Lei avrebbero conquistato Mosè e avrebbero pure restaurato la famiglia. Ma lei non aveva questa grazia. È per questo che la Bibbia dice la donna saggia demolisce la famiglia. Amen. Misericordia. La Bibbia dice la donna saggia edifica, ma è un marito che costruisce. Questa mensagem para questi tempi è duro predicare perché stanno invertendo ogni cosa. Ma non capisco più nulla. Ma poi vado via, vorrei piegare com o vosso pastor, amém? É porque você é bom pastor de fora, lui prende, poi vai via, la buona palestra e vira o pastor local. Questa vantagem do predicatore que passa. E arriviamo da Jetro. Jetro arriva no capítulo 18. La Bibbia dice che Jetro arriva e dice, Mosè, tieni qua i tuoi 2 figli. E tieni anche la signora Sefora. E Jetro ha dato consiglio a Mosè, fai questo. E una volta intanto incapita. Perché io ho la faccia non so daqui. Io ho la faccia, infatti ho detto a voi, io non so raccontare le mie storie, perché ne ho tante, se ce le racconto sempre che bugia. Ho 40 anni che sono missionario in Europa e nell'Africa. Medio Oriente, Sud America, perciò non racconta neanche perché non sono bene neanche da raccontare. E delle volte arrivano persone che mi vogliono insegnare a fare un pastor dopo 40 anni, mi vogliono insegnare. Io lo guardo, perché io sono disposto a ascoltare. Sono disposto anche
a obbedire, dal momento che la persona sia praticante. Perché noi facciamo fatica di fare creche na chiesa in Italia? Perché noi paghiamo troppo e viviamo pouco. Nós vogliamo insegnare, ma non vogliamo praticare. E la risposta dell'Italia non sarà tanto il tuo parlare, sarà tanto la tua dimostrazione della grazia di Dio. E da un tratto la Bibbia dice che é tu arriva, pastor João Vitor, prima che tu dormi, che tu hai gli occhi rossi di stanco, sveglia-te em nome de Jesus, mano. La Bibbia dice que tu arriva, dice José, vai qua, vai lá, vai su, vai giù. E da un tratto la Bibbia dice che Etro prende la sua caravana. Mi sto vedendo qua. La Bibbia dice che Etro prende la sua caravana e ritorna a casa. Povero Mosè, come poteva? Dio aveva detto Mosè, elimina questa malechita. Mosè, Liane, pastor Liane. Novamente Dio dice, Saul, elimina le malechite. Saul não é? Porque Saul aveva uma ideia esbalhada do cristianesimo. Saul aveva uma ideia esbalhada, porque Saul pensava, Dio vuole solo o sacrifício. Dio vuole solo. Allora, quando Saul estava ritornando da batalha, a Bíblia diz que o profeta Samuel disse, ascolta Samuel, Saul eliminar a Amalequite. Porque a Amalequite é um problema que não foi ancora risolto, dá muito pecado nas costas, ele torna. Pecado que não sono confessati e abbandonati ritorna peggio ancora. Legalità deve essere spessata, annullata nel nome di Gesù. Questi benedetti Amalekiti. E la Bibbia dice che da un tratto il profeta Samuel dice, ascolta Saul, io ascolto il rumore. Ascolto le mucche fa, non so, no, velato, giusto? Io ascolto eu ascolto o grande que arriva, Saul dice, ascolta, eu ho avuto una buona idea. Posso andare là? Posso andare là dentro loro? Saul ha avuto questa idea. Ho avuto una buona ideia. Buona idea non c'entra nulla con Dio. Dio non interessa se tu hai una buona idea. Dio interessa che tu sei praticando la verità. Di buona idea l'inferno è pieno. Dio não é preocupado se não é abbiamo delle buone idee. Dio è preoccupato se noi pratichiamo la sua parola. Tu mi inviterai ancora a pregare un'altra volta? E da un tratto la Bibbia dice che lui disobbedì a Dio e queste malechite passavano. Io mi chiamo Rocha. In Brasile tutti coloro che hanno nome di pietra o di pianta è discendente di ebrei. Tutti. Oliveira. Nell'Italia tutti coloro che hanno nome di città sono discendenti. Sapevate? Sì. Tutti gli italiani che hanno nome di città, Giuseppe Firenze, è ebreo. In Brasile coloro che hanno nome di pietra di piante. E la mia famiglia era praticante di ebraismo. Chi è del nord-est brasiliano? Chi è del nord-est? Pastor, Nordeste é dove c'è più ebreo ancora in Brasile, sapevate questo? Tu sei stato nel Nordeste brasiliano? Con chi assomiglia loro? Il Nordeste assomiglia agli arabi. Il Nordeste è dove c'è più ancora ebrei praticanti nascosto. Il Nordeste brasiliano è il popolo più intelligente che esiste no Brasile. È il popolo più intelligente. É o povo que più legge, é o povo que più escreve e é o povo più maledetto que existe no Brasil. Porque o diabo vuole suffocare loro. Voi nordestini, voi siete una benedizione. Chi è del nordeste alza la mano. Voi siete una benedizione. No nordeste esiste um capelino que se chiama capelino lá, não sou. O capelino do vaqueiro. Ecco, aquele capelino lá do vaqueiro. O capelino lá do sertão, o capelino, pastor, em pouca parola, é aqui para a hebraica. Só che loro hanno modificato il mesmo capellino con due filari qua, dove gli ebrei giravano le letture bibliche, mettevano dentro. E la kippah è brasiliana, la kippah nordestina. Perciò da un tratto noi troviamo che il Signore, non so perché sono arrivato nel nord-est, ma esco subito. La Bibbia dice che da un tratto lì noi arriviamo in Ester.
Quem é que eu levo o tiro de Hebreu? Era ali? Tinha un'altra maledita nella storia. La mia famiglia, ogni venerdì eu dovevo falar dolce. Nós brasileiros abbiamo una battuta. Poi falar dolce não é venerdì. Perché noi brasiliani siamo abituati a falar dolce venerdì, não é così? Perché era una cultura ebraica. Era una cultura antica ebraica. Ad esempio, in varie culture brasileire, eu sou da parte vostra, da parte nostra, la mia mamma non puliva mai la porta e metteva fora la spazzatura. La mia mamma puliva, arrivava qua, prendeva una scopa e buttava via, perché l'ebreo non pulisce mai la casa così. La terza cosa che non è bene in Brasile, da parte mia. Tu non conta mai le stelle perché nascono le verruche. Perché sì, ma sabe per quê? Perché gli ebrei puntavano le stelle mattutine per dire oggi è sabato. Oggi è il giorno di consacrarsi, perciò noi abbiamo imparato che contare le stelle nascono, perché gli ebrei nuovi convertiti che si nasconderam non potevano contare le stelle. La maggioranza a Deus non so più, o tempo passa, io mi perdo na fumaça tirando uma música così. E o tempo passa e o mundo cambia. Ma nel passato ogni cucina brasiliana aveva un tavolo e aveva un cassetto sotto. Perché se arrivasse qualcuno e loro fosse là che mangiavano cose cachê, consacrate, loro si nascondevano per non sapere che erano ebrei praticanti. Perciò noi brasiliani abbiamo una grande origine. Noi dovevamo sentirci onorati essere brasiliani. Noi dovevamo sentirci onorati. Perciò dovevamo sentirci anche onorati essere in Italia. Perché noi non siamo qui perché Dio non sapeva dove inviarci. Noi siamo qui perché Dio ha un progetto. Qual è il progetto? Annullare ogni progetto maledita contro questo popolo. E nuovamente troviamo una mano che aveva preparato una forca e Dio aveva preparato Estere. E da un tratto Estere scopre il segreto. Estere dice: ascolta, la signora prima entrata è stata eliminata. Eu passato, pastore, non so se vi ricordate, Maurizio, si diceva così, l'Italia è cimitero di pastori. Si diceva così, l'Italia è un cimitero per i pastori. Avete mai sentito questa frase? Sì, fra noi sì. Tra gli americani diceva, l'Italia è un cimitero per i pastori. Perché l'Italia, loro hanno idea che è troppo difficile. Loro hanno avuto questa idea che è troppo difficile. Il problema non è che l'Italia è troppo difficile, è che noi magari stiamo perdendo le vesti reali per entrare dove gli altri non possono entrare. Alleluia. Il problema è che Estere ha capito, Estere diceva: ascolta, se io entro là dentro, come mi pare piace, saranno guai. Perciò vado a digiunare, così dove gli altri hanno trovato morte, io troverò vita. Dove gli altri hanno trovato disgrazia, troverò la misericordia. Dove gli altri hanno trovato giudizio, troverò una carta di liberazione. Dove gli altri hanno trovato la miseria, io troverò la bontà. Dove gli altri non hanno potuto entrare, dove Davi è fallito, io non fallirò. Dove Mosè non ha avuto esito, tu avrò, perché ognuno ha esito na área, ognuno perde un'altra. Il nostro momento è: Signore, tu ci hai portato, io voglio rivestirmi della vestitura spirituale per combattere con le forze delle tenebre. Chiude i vostri occhi per cortesia. Pastor, sono le 4 e un quarto. Estere quella sera, lei poteva dire: Signore, eu te ringrazio tanto che tu mi hai scelto per una occasione talmente bella. Eu penso che Estere ha detto: grazie a Dio che tu mi hai dato la grazia di essere una donna che ho cambiato la storia di un popolo. Estere ha cambiato la storia di un popolo. Tu sai che tu puoi cambiare la storia di questa città? Tu sai che tu puoi cambiare la storia della tua famiglia? Tu sai che Dio ci può usare per fare un cambiamento radicale? Tu sai che tramite una tua preghiera tu puoi fare un miracolo che differenza venga conoscere Dio? Tu sai che non è per forza, non è per potenza, ma è tempo dello Spirito Santo? Tu sai che non è tramite la tua saggezza, ma è tramite la guida dello Spirito Santo ti darà? Solo che tu devi rivestirti della grazia di Dio. Se tu ti rivesti, tu entrerai dove gli altri non possono entrare. Ma se tu non ti rivesti, perché è una guerra spirituale, è una guerra spirituale. Estere non sapeva, ma c'era una maledita lá que veniva do passato, che stava preparando una trappola tremenda. Eu vou pregar per te adesso, posso?
Amen. Chi è i tuoi occhi per cortesia? Chi è i tuoi occhi? Tante volte io dicevo, Dio, perché tu mi hai scelto? Una volta ho pastoreato una squadra, c'era 6 brasiliani che giocavano nella Udinese, ognuno più ricco dell'altro. Un giorno ho detto a uno così, ascolta fratello mio, tu guadagni 100.000 euro al mese, non voglio la tua decima, non voglio la tua offerta, e ti dico una cosa, cambia la tua vita finché tu venga a essere benedetto. 2 hanno accettato Gesù Cristo, poi uno è andato a Napoli, che è Ala, un altro è andato nell'Atletico Mineiro, un altro so dove è andato. Dio mi ha sempre messo in mezzo alle persone di una classe molto alta. E ho sempre avuto la grazia di girare in mezzo a loro senza perdere la mia identità e la mia semplicità. Perché se Dio ci ha chiamato, Dio ha un compromesso con te. Se Dio ci ha chiamato, non importa se tu sei povero, non importa se tu sei la persona più semplice della chiesa questa sera, non importa. L'importante è che Dio sa come fare. Tu non sai, ma Dio sa. La strategia che Dio darà a te sarà dando a tua intimità con Lui. La strategia che Dio ti darà sarà dando a tua sottomissione a Lui. Magari tu puoi dire a me, Pastor Giovanni, io non so evangelizzare, non ti preoccupare. Magari tu puoi dire a me, Pastor Giovanni, io non so predicare, va bene. Pastor Giovanni, io non so fare nulla, ma una cosa tu sai fare. Tu sai entrare dinanzi alla presenza del Re. Alleluia. Quello tu sai fare, perché è quello lì chiunque può fare. Solo che tu non puoi entrare come ti pare e piace dinanzi a Dio. Noi stiamo perdendo la riverenza. La riverenza produce intimità. La riverenza produce intimità. La riverenza produce intimità. E esta è giorno 3 giorni per entrare dinanzi al Re. Tu vai entrare come ti pare e piace? Va! Se non guardi, vogliamo determinare. Ma determinare che cosa? Tu vuoi determinare per Dio? Tu vai determinare ciò che Dio vuole fare. Dio ti sta invitando ad avere intimità con Lui. Nell'intimità Dio ti risponderà. Padre Santo, nel nome di Cristo Gesù. Padre, io ti confesso, Padre, che avevo preparato altro messaggio, Padre. Perché tu sai, oh Padre, che io amo fare la tua opera. Mentre là in fondo, Padre, tu mi hai dato questa parola per predicare questa sera. Padre, Ferencio, Padre, c'è un legato, Padre. Ferencio, Padre, un uomo è morto in questa città perché predicava la tua parola. Gli Amalekiti hanno ucciso lui, oh Padre. Ma noi siamo qua, oh Padre, per riscattare questa città, oh Padre. Padre, magari c'è un'ordine di morte dove vive la tua serva, oh Padre. Magari c'è un decreto di morte in questa città. Tu puoi cambiare questa città, oh Padre. Tu hai cambiato o Trump, perché tu non puoi usare questa tua serva, oh Padre? Padre, ricordati di noi, oh Padre, per cortesia. Ricorda di Savonarola quando lui è morto perché predicava a tua parola, oh Padre. Hanno ucciso, Padre, un uomo, papà, perché obbediva a te. Ma tramite di lui tu hai ressuscitato altri centinaia, oh Padre. Io ti chiedo questa sera, oh Padre, nel nome di Gesù. Io sono sicuro, Padre, che gli Amalekiti hanno un decreto di morte contro questo popolo, Padre. Sono sicuro che gli Amalekiti, oh Padre, magari, oh Padre, qualcun altro ha sbagliato, non hai fatto ciò che doveva essere fatto, Padre. Ma noi non vogliamo commettere lo stesso sbaglio. Noi non vogliamo commettere lo stesso sbaglio che hai commesso Mosè, oh Padre. Noi non vogliamo commettere lo stesso sbaglio che hai commesso, oh Padre Saulo. Ma noi vogliamo interferire in questa storia, perciò diciamo, demoni, esci nel nome di Gesù. Ogni forza demonica che opera in questa città, vai via nell'autorità che è nel nome di Gesù. Ogni spirito immondo che porta morte in questa città, esci nel nome di Gesù. Ogni decreto di morte nella mia famiglia che sia annullata nel nome di Gesù. Ogni decreto di morte in questa chiesa sia annullata nel nome di Gesù. Noi vogliamo annullare, oh Padre, nel nome di Cristo, ogni decreto di morte in questa città. Resuscita, papà, di essere in questa città, oh Padre. Ma io ti chiedo, Padre, nel nome di Gesù, rivesteci, oh Padre, con le vesti spirituali. Rivesteci, oh Padre. Rivesteci, oh Padre, per cortesia. Non vogliamo appresentare dinanzi a te come ti pare e piace, oh Padre, perché noi stiamo entrando per interferire in pro delle persone
Eu te quero per misericórdia, ó Pai. Nós estamos perdendo a reverência dessa tua santidade. Oh Espírito Santo, per misericórdia. Ensine-te a jejuar e pregar, porque nós dobbiamo entrar, ó Padre, e fermare decreto de morte, ó Padre. Nós dobbiamo entrar dove gli altri hanno fallito, ó Padre. Nós dobbiamo interferire dove gli altri hanno potuto interferire, ó Padre. Eu te chiedo per misericórdia, nel nome de Jesus Cristo, nel nome de Cristo Jesus. Ci mettiamo in piedi per cortesia. Ci mettiamo in piedi nel nome di Gesù. Ci mettiamo in piedi nel nome di Gesù. Fai così con la tua mano per cortesia. Ripeti come Padre. Mi rivesti questa sera. Mi rivesto, Padre. Dammi nuove vesti. Dammi vesti di autorità. Dammi vesti di forza. Vesti di saggezza. Padre, nel nome di Gesù. Togli le mie vesti sporche. Rivestimi, oh Padre. Rivestimi nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Tu sai come sono le tue vesti questa sera. Tu sai come sta la tua anima. Mi permetti, vorrei chiamarti di Esther questa sera. Esther, nel nome di Gesù, Esther. Dio ti ha chiamato per interferire, Esther. Dio ti ha chiamato, Esther, per entrare dove gli altri non hanno mai potuto entrare, Esther. Dove gli altri hanno fallito, Esther, tu avrai vittoria. Dove gli altri non hanno potuto entrare, Esther, tu entrerai. Perché le vesti di santità è su di te. Le vesti della gloria di Dio è su di te, Esther. Prendi il tuo posizionamento, Esther. Prendi un posizionamento, Esther. Io ti chiedo per amor di coloro che stanno perendo in questa terra. Oh Espírito Santo, riveste-te, Espírito Santo. Espírito Santo, Esther não sapeva, mas ha scoperto solo dopo che era Nediro, Padre. Lei non sapeva perché era nata povera, ma era un progetto tuo, Padre. Esther non sapeva perché tanta lotta, mas poi Esther ha scoperto, Padre. E Mardocheu ha detto, Esther, se tu taci, Esther, soccorso verrà da un'altra parte. Ma noi non vogliamo darci, non vogliamo dire a te, sia fatta in noi la tua volontà, oh Padre. Noi non vogliamo pappatarci, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Risveglia-ti, Spirito Santo. Risveglia-ti, Spirito Santo. Noi non vogliamo darci, nel nome di Gesù. Noi non vogliamo darci, prega con me per cortesia, Esther. Racconta a Dio la tua storia, Esther. Chiede a Dio che ci dia un nuovo rivestimento questa sera. Chiede a Dio che ci dia festa e giustizia. Chiede a Dio, Esther. Chiede a Dio, Esther, che ci dia un nuovo cuore. Un cuore intercessore. Un cuore che interfere nella storia degli altri. Chiede, Esther. Io ti chiedo nel nome di Gesù. Dalla decova la manai. Decova la maceia. Espírito Santo, nel nome di Gesù, papà. Magari la fabbrica dove lavora questa tua serva c'è un spirito di morte, mandalo via nel nome di Gesù. Magari nella casa dove lei abita c'è un spirito di morte, mandalo via, Padre. Magari nella via dove lei sta vivendo, Padre, magari lì c'è un spirito di morte, mandalo via nel nome di Gesù. Venga interferire dentro la nostra vita, oh Padre. Venga interferire, oh Padre. Io ti chiedo per misericordia. Per misericordia. Noi siamo, papà, le Esther di questa generazione, oh Padre. E noi non taceremo. Basti, papà, morire, noi non moriremo. Basti fallir, noi non falliremo. Perché noi entriamo con le vesti di santità. Noi entriamo con le vesti pure, oh Padre. Noi entriamo, papà, con le vesti rinnovate. Noi entriamo in digiuno e preghiera. Noi entreremo con le vesti che tu ci darai, papà. Terei, deixou, valamanai. Riveste-te, oh Padre. Io ti chiedo per misericordia. Nel nome santo di Gesù Cristo. Nel nome
Santo de Jesus Cristo. Potete accomodare. Potete accomodare. Potete accomodare. Potete accomodare. Eu posso apresentar? Posso? Posso? Eu vou pregar com voi. Eu te garantisco que se eu dovesse venire qua, per caso eu estava a casa mia. Se eu dovesse venire qua e venire qua e vi dare l'ittorè che io stavo a casa mia. Eu sono sicuro che Dio mi ha dato questa parola perché Dio ha un perché. Eu sono sicuro che Dio ci ha portato qui, Dio ha un perché. Eu voglio rinnovare con te l'alleanza con Dio questa pomeriggio. Sai quanti credenti hanno perso le vesti di santità? O mundo está distruggendo, a Chiesa está morrendo, pastor, lentamente. A Chiesa está perdendo a intimidade com o Espírito Santo. A Chiesa está perdendo a intimidade com o Espírito Santo. Una sera sono arrivato in una tribù e c'è un segreto di come servire a Dio, e il segreto è semplice. Sono arrivato in questa tribù e c'era un'anziana, pastor João Vitor. Questa anziana era seduta là che vendeva le sue caramelle. E questa anziana aveva i capelli rasati. Allora io, perché questa tribù non parlava in francese, parlava solo un dialetto. Allora ho chiesto al pastore che era con me africano, ascolta, mi traduci qua. Ho detto a questa signora, possiamo pregare per lei? Possiamo pregare? E la signora mi ha detto così, va bene. Allora l'ho abbracciata lei, ho detto, Dio, questa donna qua solo tu puoi guarirla. Non sapevo cosa aveva lei, però ho pregato così, solo tu puoi guarirla, solo tu puoi trasformarla. La Bibbia dice che una preghiera do giusto è molto efficace. La tua preghiera è efficace, non è la tua parola, la tua preghiera vale più una preghiera che mille parole. L'italiano non saranno convertiti perché noi abbiamo evangelizzato, saranno convertiti perché noi abbiamo pregato per loro. Vorrei ripetere nel nome di Gesù. Gli italiani non saranno convertiti perché noi abbiamo evangelizzato con saggezza umana, perché loro ne hanno la volontà, loro hanno bisogno di intercessori nella loro vita. Allora ho preso questa signora, ho pregato con lei, ho pregato. Abbiamo pregato naquela preghiera di 5 minuti, siamo andati via. Dopo 4 mesi io arrivo in questa tribù. Allora c'era questo mago, era un mago così, un mago. Você va la magia, sai cos'è magia? Ma tu sabe o que é magia? Vuoi sapere? Perché se fosse buono era buon dia. È magia. Se fosse buono era buon dia. Sei buon dia. Era proprio magia. Allora questo mago mi chiama, oi, Bianco, vieni qua. Bianco, perché ci chiamo di Bianco. Bianco, vieni qua, cos'è? Sei arresto. Ho detto, ma cosa ho fatto io? Io avevo un telefono, avevo ripreso là dei dei, loro hanno dei dei che non voglio neanche nominare con sono, che cose spaventose. Io avevo fatto 2 foto. Io ho detto così, guarda, qua nessuno che fare foto funziona. Ho detto, no, perché usa iPhone, non uso Samsung, o iPhone funziona. Io ho detto così, no, non è così. E Mayday. Ho detto, no, Mayday per te, qua non c'entra nulla. E lui mi ha detto così, tu sei arresto perché tu stai riprendendo la mia terra, poi tu vai in Europa e vendi la mia terra e ruba soldi. Ho detto, no, io sono pastore. No, che pastore? Perché loro mi avevano già arrestato una volta in Africa, loro ci arrestano per rubare i soldi tuoi, non so se ci avevano abitato. Loro ci arrestano, prendi il tuo telefonino, prendi la tua telecamera, prendi i tuoi soldi e ciao, buonanotte. Ok. Eu conoscendo a história, eu falei assim, não, eu sou pastor, não tinha mais visto qua. Como a Bíblia diz que tudo coopera para o nosso? Tudo coopera para o nosso? Aspetta, ripete comigo, tudo coopera para o nosso? Não murmurar em nome de Jesus. Tu sei povera, glorifica Dio. Esta é a prova, povera, mas é a presença de Dio. Tu cammina per ele, glorifica Dio. Tu hai bisogno di qualcosa, glorifica Dio. Dio non ha bisogno che tu abbia nulla, ha bisogno che tu abbia intimità con Lui. Lui è colui che provvede. Amen. Allora questo africano mi porta al capo tribù. Quando siamo arrivati al capo tribù mi dice così, oh Bianco, ma tu sei matto. E loro parlano in dialetto, tu sei venuto qua, hai fatto le foto, adesso tu venderai la nostra terra del fratello mio. Ma che terra?
Eu não vendo nuca, não sou amigo venditore. Sou um pastor. Não, não sei pastor. Eu venho com a 1 e 4 meses in questa tribù, io non ci ho mai visto. Ho detto a lui così, io ero qua 4 mesi fa e c'era una signora seduta sotto questa pianta. Lui mi ha detto, che è seduta? Qua c'era sempre una signora. Ho preso il telefonino, ho detto, guarda questa donna qua. O capo tribù se 7 anni, pastore. O capo tribù mi ha detto così, quella donna è la mia mamma, lei aveva cancro e fuguarita. Dá um trapo dentro, fala, vamos, a senhora escuta, de vez em quando, escuta questa donna. Uè, pastor Giovanni, bum. É venuto e me abbracciato, mi ha detto così, Dio mi ha guarito tendo aquela preghiera. O mago si è convertito, o zio si è convertito, o bom si è convertito. Non hai bisogno della nostra saggezza, non hai bisogno della nostra sottomissione. Però, allora, per finire, finisco, vi prometto. Chi vuoi che finisca questa mano? Graças a Dio, c'è un altro brasiliano, come veloce. Então deve essere brasiliano, sei brasiliano? Poi ne parliamo, va bene? Fiorentina è salvato questa sera. E lei è stata mano di voi. La storia biblica funziona in questo metodo. Dio non ha bisogno che tu sia meglio degli altri. Dio ha bisogno che tu sia rivestita di potenza e autorità. Só que in questo ultimo tempo o diabo, pastore, o diabo está facendo uma trappola, o diabo está ensinando com essa nova chiesa moderna que vale tudo. Não te preocupare, Dio è buono. Non ti preoccupare, fai quello che fai. Io andavo a predicare in tutto il sentido, non vado più. Non sto fatto andare a predicare dove la gente non ha niente un timore verso l'Eterno. Non vado più a predicare. Non dico perché, lui sa perché. Io predicavo in tutta l'Italia, ho detto non predico più. Perché non vado a onorare colui che non merita onore, eu não vado. Eu não sou nessuno, mas eu pago um preço caro per essere pastore. Eu pago um preço caro per essere pastore. Eu sono qua oggi, ma tutto il mese noi siamo in digiuno, dalle 6 alle 8 in chiesa di digiuno e preghiera. Dall'estate noi finiamo il digiuno alle 4 di pomeriggio. Perché noi vediamo a glória di Dio. Noi non siamo migliori, ma noi stiamo rivestendo per entrare dove gli altri non possono entrare. Só que o cristianesimo moderno está dizendo, não te preocupar, Dio è buono, ma Dio non dico lavora con i patti. Eu posso pregare per te? Só se tu sei muito sincera. Se tu sei muito sincero, eu vou pregar per te. Dove è la sincerità? La Bibbia dice che la umiltà procede. Sai dove è stata l'umiltà di Estere? Dio, eu devo entrare, non so re, eu devo cambiare di veste. Io non posso entrare con queste vesti, devo entrare vestita di regina. E lei, dopo il digiuno di 3 giorni, lei si veste, la porta sta aperta. Io voglio che tu, se tu desideri che io prego per te, quando sono il pastore, pregherei per te. Perché molti fratelli non stanno avendo vittoria perché non sono vestiti come Dio desidera. Magari non vestiti con la teologia della Chiesa, non vestiti con la dottrina della Chiesa, ma non sono stati rivestiti con il sangue di Gesù. C'è un peccato in Italia che mi dà un fastidio, il peccato della bugia bianca. Ah, pastore, in chiesa noi abbiamo dei impresari, in chiesa abbiamo dottori, avvocati. Settimana scorsa da morte un avvocato mi ha detto così, pastor Giovanni, dimmi, sai, il dottore non è venuto in chiesa perché lui è troppo impegnato, tu capisci? Io capisco, non so se tu capisci, ma io capisco, sono affari tuoi. Ma non dottore, no, quando sale, noi abbiamo una chiesa che è sul primo piano. Quando sale il titolo rimane là giù, là só entra servo, non entra dottore, non entra signore. Ma noi abbiamo dei signori, abbiamo dei dottori, abbiamo... Sai cosa dico loro? Qua dentro voi non siete nulla, noi siamo tutti uguali dinanzi a Cristo Gesù. Qua non c'è nessuno che è migliore, Dio può usare più semplice, come può usare più saggio. Il segreto è essere rivestiti con la grazia e il sangue di Gesù Cristo. Ci conosciamo? Io? Ah. L'ho visto sì, Yolanda? No, la sorella. Sì. Non sei strano. Delle volte vede persone sempre l'ha visto tanto tempo, né? Io posso pregare per te. Se tu mi dici, Giovanni, io voglio entrare dove gli altri non riescono a entrare, io voglio che tu venga davanti, voglio pregare per te. Magari il tuo problema è che tu non sei vestito come Dio vuole. Magari tu sei nuda, spiritualmente deve essere vestita. Venga davanti per cortesia, potete venire, non ti preoccupare. Nós siamo qua, nós siamo una famiglia.
Cioè, mica qualcuno vai pregiudicare. No, non siamo qua per questo. E se tu mi dici, Giovanni, ho bisogno di essere vestito. Sai, pastor João Vitor? Sai quanto pastori hanno fallito nell'Italia? Mamma mia. Voi italiani sapete bene di me. Quanti pastori hanno iniziato bene e poi hanno avuto problemi? Sai, la potestà italiana è pazzesca. Qua c'è demoni che hanno legalità. Migliaia e migliaia di anni. Qua tu non hai da fare come noi brasiliani. In Brasile sono dei demoni. Tu fai così, tu scappa. Ah, pelo amor de Dio. No. Qua se tu non hai un investitore spirituale, il diavolo ti butta per terra, ti distrugge. Perciò Dio ha bisogno di una chiesa che sia rivestita con vesti sull'unità. Chi vuole? Venite qua, potete venire. Chi vuole? Vieni qua. Ci sono altri. Noi abbiamo bisogno di essere rivestiti. Noi vogliamo pregare per te. Noi abbiamo bisogno di essere rivestiti con la grazia di Dio. Noi abbiamo bisogno di prendere una vestitura nuova. Perché sto fallendo nel mio proposito. Sto fallendo, Pastor Giovanni. Sto avendo fallimento nel mio matrimonio. Sto avendo fallimento, Pastor Giovanni, nella mia vita profissionale. Sto avendo fallimento nella mia opera missionaria. Chissà questa sera Dio mi ha portato qua per dire a te: rivestiti. Rivestiti per cortesia. Sai che quanto è bello quando noi facciamo questi incontri? Che noi siamo in famiglia. Perciò non avere vergogna. Se tu hai bisogno. Pastor, volevo pregare per loro. Pastor João Vitor, vai avere la usanza di ungi con olio. Dove allora? Così ungeremo. Amém? E ungeremo con l'olio nel nome di Cristo Gesù. Voi sapete perché si usa l'olio per ungere? Voi sapevate perché? La chiesa italiana non è tanto abituata a ungere con l'olio, è vero? Non avete tanto. Non avete. Cioè, voi usate più per ungere gli ammalati, giusto? Sì. Che viene dei paesi come noi veniamo in Sud America, dove c'è macumba dappertutto. Sai, la macumba, santeria, non funziona se non c'è un oggetto. Santeria, macumbaria, non funziona se non c'è un oggetto, che il diavolo usa questo oggetto come un cavallo di Troia. Dio ha detto a Mosè, prenda Mosè tutti gli strumenti del tempo e consagra com óleo Mosè. L'olio é um ato de consagração. Estou consagrando herança a Dio. É um ato semplice. Para o diabo não é inventato nulla, lui è copiato ciò che Dio non lui conosceva. Vogliamo pregare per loro? Vogliamo, nel nome di Gesù Cristo. Poi noi pregheremo per voi. Dio ti rivestirà con óleo questa sera. Dio rivestirà con l'unzione dello Spirito Santo. Tu entrerás, tu avrà resultado na tua vida. Tu vedrás que o Espírito Santo te dará a graça. Não tem como per cortesia. Aberta libertad no nome de Cristo Jesus. Padre Santo, no nome de Cristo Jesus, Padre. No nome de Cristo Jesus. Quante volte, Padre, nós estamos falando, Padre. Quante volte, Padre, nós temos uma experiência negativa, Padre. Meu te chiedo questa sera, Padre, nel nome di Gesù, rivesti loro com autorità, Padre. Rivesti loro com autorità nel nome di Gesù. Noi siamo stati chiamati a restaurare ciò che era perso, Padre. Noi siamo stati chiamati a restaurare, Padre, ciò che era perso. Noi siamo stati chiamati a restaurare, Padre, ciò che è stato perso come tu hai scelto essere, come tu hai scelto Mosè. Prenda questa sera questi fratelli, Padre. Dia loro una nuova vestitura, Padre. Dia loro vesti di giustizia. Facciamo che loro possano entrare, Padre. Giovani altri hanno avuto fallimento, Padre. Io ti chiedo per misericordia, Padre. Giovani altri non hanno avuto risultato, Padre. Che i miei fratelli possano avere, Padre. Che le mie sorelle possano avere, Padre. E l'autorità che nel nome di Gesù. Non rivesti più di peccato. Esca nel nome di Gesù. Che non rivesti più di morte, di tristezza, di angoscia. Sia annullata nel nome di Gesù. Che un'investitura sporca esca nel nome di Gesù. Ma che loro possano
può essere, che loro possono essere usati come può essere, Padre. Castigo hai potuto, Padre, uscire vivo da quel posto, ma noi usciremo vivo, Padre. Noi usciremo vivo nel nome di Gesù. Nel nome di Cristo Gesù. Tu sei un Dio potente, Padre. Io ti chiedo questa sera, Padre, nell'autorità che è nel nome di Gesù. Nel nome di vestitura di autorità, vestitura di grazia e misericordia. Io la benedico nel nome santo di Cristo Gesù. La tua chiesa sia rivestita, Padre. La tua chiesa sia rivestita questa sera. La tua chiesa sia rivestita di autorità. La tua chiesa sia rivestita di unzione, Padre. La tua chiesa sia rivestita di grazia. Dio vuole vestiture sacre, Padre. Vestiture sante. La Bibbia dice nostra lotta non è contro carne e sangue, ma sì contro i principali di potestà. E senza le vestiture possiamo vincere, Padre. Io ti chiedo questa sera per misericordia. Ti apra l'investimento. Ti apra l'investimento, Padre. Ti apra l'investimento di potenza. Ti apra l'investimento di autorità. Ti apra l'investimento di saggezza. Ti apra l'investimento di forza. Ti apra l'investimento di giustizia. Santo, 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 glorificata Dio chiesa, abite vostre madre, glorifichiamo Dio un minuto insieme, prega ce l'hai, prega, dia libertà allo Spirito Santo, dia libertà allo Spirito Santo, Dio ti può battezzare questa sera, Dio ti può rivestire in posti di autorità, alleluia, l'Eterno Dio Santo nome, Padre, glorificate il tuo nome, Padre, glorificate il tuo nome, Padre, e l'autorità che è nel nome di Gesù, ti apre l'investimento di fuoco questa sera, ti apre l'investimento di autorità, ti apre l'investimento di unzione, Padre, e l'autorità che è nel nome di Gesù, e l'autorità che è nel nome di Gesù, e l'autorità che è nel nome di Gesù, e l'autorità che è nel nome di Gesù. Oh, alleluia! Oh, meraviglioso Dio! Noi ti glorifichiamo, Padre! Noi ti glorifichiamo, Dio! Noi ti glorifichiamo! Noi diamo a te la gloria e la gloria! Noi benediciamo il tuo nome, Padre! Noi glorifichiamo il tuo nome, Gesù! Tu sei degno di onore! Tu sei degno di onore! La tua chiesa ti glorifica! La tua chiesa ti glorifica! Terra de Cova, terra de Cova, la Masceia! Oh, alleluia! Tu sei meraviglioso, Padre! Tu sei meraviglioso! Noi ti glorifichiamo, Dio! Noi ti glorifichiamo! Noi ti glorifichiamo! Oh, alleluia! Noi ti glorifichiamo, Padre! Che la tua gloria possa scendere da noi, oh Padre! Che la tua gloria possa rivestirci questa sera! Che la tua gloria possa rivestirci di autorità, di potenza! Alleluia! 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 Oh, alleluia! Guarda una tua mano per cortesia.
Ripete come padre. Ripetete come padre. Nel nome di Gesù. Vasti fu rigettata, ma tu mi hai scelto. Dove Vasti trovò morte, io troverò vita. Io entrerò, Padre, perché le porte dell'inferno non potrà prevalere contro la tua Chiesa. Noi siamo rivestiti con sangue di Gesù e noi entreremo e romperemo i patti con le tenebre. Annulleremo le maledizioni. Chi firenze sia benedetta nel nome di Gesù. Chi firenze sia benedetta nel nome di Gesù. E la Chiesa dice amen. Oh, alleluia. Potete accomodarvi. Oh, alleluia. Alleluia. Che Dio possa benedirvi. Sai, una sera il dottore ha detto a mia sposa, 2 minuti. Ha detto, Pastor Giovanni, tuo figlio sta per nascere, però noi dobbiamo toglierlo, perché il tuo figlio c'ha una gamba storta. Ho detto, Carisce. Carisce era un calciatore brasiliano, più forte che lei, che aveva una gamba storta. Lui tirava in diritto, perché aveva una gamba storta, camminava così, sembrava un trichetto. Ha detto, poi il tuo figlio c'era la capoccia grande così. Ho detto, stava siciliano per la presa. Cioè, non questo mi diceva, non ti preoccupare. Il dottore un giorno ha detto così, Pastor Giovanni, ti devo dire una cosa, tu sai che sono ebreo? Ho detto a lui, tu sai che mi frega di dove sei? Tu sai che mio figlio non nascerà storto, come tu hai detto. E se nascerà storto, sarà benvenuto. No, ma tu devi toglierlo. Tuo figlio c'hai la colonna vertebrale storta, tuo figlio è qua, tuo figlio è là. Io dentro di me dicevo, ti sgrido nel nome di Gesù. Io dicevo, ti sgrido nel nome di Gesù. Allora una sera lui mi chiamava e ha detto così, tu devi firmare un foglio dove tu dichiara che tu sei responsabile, che tuo figlio nascerà. Bella questa pena è tua. Allora, Qui c'è solo la moglie. allora, se non è tua è nostra. La pena. Lui mi ha detto così, firma qua. Ho detto, filho, dammi quel foglio, ho scritto, o sangue di Gesù ti potesse, eu consigliato. Lui ha detto così, questa è tua firma? Ho detto sì. Cosa c'è scritto? Nel sangue di Gesù ti potesse in portoghese, lui ha detto così, bella tua firma. Ho detto, dottore, facciamo una cosa, il giorno che mio figlio nascerà, vorrei che lei fosse qua, perché Dio mi darà un figlio così. Dio sa che non posso avere un figlio. Dio sa che altrimenti come farò avere un figlio così per servire a Dio? Cioè, noi abbiamo vissuto in 12 nazioni, abbiamo girato una cinquantina di paesi, però come andrò? Però se Dio dà, però so che Dio mi darà. Mio figlio è nato oggi, è nel 4º anno di università a Padova, parla 7 idiomi. Mio figlio c'è solo un problema, è rimasto così piccolino, ma è cresciuto, non so che hai preso. Perciò biblicamente tutto coopera per il bene di coloro che sono in Cristo. Abbiamo un'altra plenaria e il pastore Ficara ci porterà la parola ancora stasera. Il tavolo è pronto. Amen. Nessuno qua è malato, no, perché non ho fame. Il cibo è così prezioso che viene voglia di mangiare. Ma io ero qui e ho ricevuto una cosa e devo fare. Mi date 2 minuti? Io vorrei invitare Andrea. Io vorrei invitare la Chiesa a mettersi in piedi per pregare su Andrea. Sì, per favore, Andrea. L'anno prossimo tu predicherai. Perché mentre ero lì il Signore diceva a me di una scelta.
Ma non è perché è tuo figlio. Hai capito? Non è perché è tuo figlio, Maria. Perché è volontà di Dio. Ma oggi il Signore ti chiama a vestire questo vestito. Perché la porta si aprirà e tu entrerai. Ero lì, il Signore parlava fortemente al mio cuore. Non posso trattenere questo. Siamo in un ambiente spirituale. Ho pregato un mese con la Chiesa perché cose spirituali succedessero. E il Signore sta operando qua. Alleluia. Non trattenere lo Spirito Santo. Alleluia. Ma lasciamoci guidare da questo Spirito Santo che è la più grande potenza dell'universo. E sentivo lì proprio il Signore che mi diceva: diglielo che io sto dando i doni. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Il Signore ti sta dando i doni per operare. E tu entrerai per la porta. E oggi hai sentito il messaggio, è questo vestito che Dio ti vuole. Perché cosa tu vuoi, Signore? Allora hai sentito? Preghiamo, fratelli? Preghiamo per Andrea. Fate così di qua, per favore. L'anno prossimo lui predicherà il messaggio qua, se Gesù non tornerà. Amen? Volendo il Signore, però è la nostra voglia. Mi ha parlato il Signore. Eliseo ha ricevuto una doppia porzione, capito? Preghiamo. Pregate, fratelli, pregate su di lui, chiedete al Signore il compimento della sua parola, il compimento di ciò che lui ha riservato per questo momento. Noi siamo qua nella tua presenza e vogliamo presentare Andrea, Signore, il tuo servo, che tu, Signore, hai scelto da quando tu hai formato, generato, ma prima di questo, in nome di Gesù, Signore, vogliamo pregare su di lui, chiedere, Padre, che tu possa rivestirlo di questo vestito, perché la scelta c'è, la volontà tua c'è, il tuo volere prevalerà, Signore. E se finora, Padre, ti prego, non è stato visibile, evidente, sarà, perché oggi è il tuo giorno, Signore, per la vita di Andrea. E tu svilupperai questo ministero nella sua vita, nella predicazione della parola, testimoniando e operando ministero pastorale in nome di Gesù, Padre. Vorrei chiederti che possa rivestirlo, Signore, che tu possa aiutarlo insieme a sua famiglia, perché tu mi hai detto lì che il suo figlio, Signore, sua figlia doveva venire anche così, e mi hai confermato per causa della testimonianza di Giovanni Rocha, aveva un decreto di morte per la tua figlia, ma il Signore ha risparmiato e ha dato vita e l'ha fatto perfetta, perché sa cosa vuole usarti, dove vuole usarti. Riempilo, Signore, distribuisci i tuoi doni, che lui possa operare potentemente nel tuo regno, come parti del tuo corpo, ma come unto tuo, Signore, per la tua gloria. Proteggilo, dagli saggezza, dai, Signore, tutto ciò che lui ha bisogno per operare nel tuo nome, Signore, in nome di Gesù, Padre, in nome di Gesù nostro Signore. Amen. Dio di santità e di gloria, la tua unzione spirituale potente, noi la sentiamo, Signore, visibile, udibile, la percepiamo reale, perché tale è. La tua unzione è sopra il nostro caro Andrea, che tu, Signore, hai già avuto su di lui nella tua forza divina prorompente, da concedergli questo dono al ministero di un servizio di santità, un servizio di forza, un servizio nell'opera tua, un ministero che soltanto in Cristo Gesù e soltanto
quanto da Lui è donato. Grazie quindi Padre, perché condividiamo questa certezza della Tua parola nello Spirito che guida, che ci dà discernimento, ma soprattutto nel Tuo buono Spirito che unge e che costituisce questo Tuo ministro, servitore Tuo e conservo insieme a noi. Fallo crescere, Signore, sempre di più nel timore, nella saggezza, nella potenza dello Spirito Santo. Grazie Padre di cuore per Cristo Salvatore, benedetto in eterno. Amen. Amen. Signore, grazie. Il Signore sta alzando una generazione, perché noi siamo parte, ma non siamo unici. Ok? Siamo parte, ma il Signore sa portare avanti la sua opera. Gloria a Dio. Fratelli, accomodatevi, per favore. Il missionario Marco continua con il programma, abbiamo un tempo. Vorrei ringraziare il pastore Giovanni Rocha, questo grande amico, per tutto che ha consegnato dalla parte del Signore per la nostra vita. Dio è grande, buono e fedele. Amen. Vorrei invitare fratello. Già. Abbiamo una presentazione, va bene? Fate attenzione e guardate per bene questa presentazione che abbiamo fatto con molto impegno per portare a voi questo messaggio. Grazie. Che giudicherai vivi e i morti. Ti esorto tu che giudicherai vivi e i morti. Ti esorto solennemente, predica la parola. Con questo imperativo Paolo inizia le sue ultime parole al suo figlio nella fede, Timoteo. Questa è la sua seconda lettera al giovane predicatore e ha un valore storico senza precedenti, poiché oltre ad essere una solenne convocazione al ministero e quindi contenente sacre lezioni per ogni cristiano chiamato, è anche l'ultima lettera paolina di cui abbiamo testimonianza. Sembra infatti che questo sia stato il suo ultimo documento. Siamo davvero di fronte alle ultime parole dell'Apostolo Paolo, non solo a Timoteo, ma al mondo intero. L'esortazione di Paolo non poteva essere più solenne. Predica la parola. Questo è il riassunto di tutto ciò che Paolo ha detto a Timoteo dall'inizio di questa lettera. Non è una lettera qualsiasi, ma una convocazione ultima e urgente, affinché Timoteo superi i suoi limiti e le sue paure e prenda il posto del suo mentore.
Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, amore e autocontrollo. È ciò che Paolo ricorda a Timoteo nel primo capitolo di questa lettera, mentre fa riferimento alla santa vocazione a cui Cristo ci ha chiamati. Nel capitolo 3, Paolo si rifiuta di nascondere al suo discepolo il lato oscuro del ministero e afferma senza paura: tutti quelli che vogliono vivere in modo pio in Cristo saranno perseguitati. Tu però rimani saldo in ciò che hai imparato dalle scritture. Predica le scritture. Questo è un comandamento così solenne che i testimoni convocati davanti ai quali Paolo ordina a Timoteo di predicare sono Dio e Cristo. Alcuni avevano già messo in dubbio il ministero del giovane Timoteo, ma non era il momento di rattristarsi per questo. Predica la parola. Altri lo avevano ridicolarizzato per seguire un povero disgraziato come Paolo, sempre perseguitato, ma non era il momento di vergognarsi. Predica la parola. Alcuni suggerivano che la stessa personalità di Timoteo fosse un ostacolo, probabilmente timido e insicuro, ma non era il momento di rinchiudersi in se stesso. Era il momento di esporsi e predicare la parola a tempo e fuori tempo. Era come se Dio avesse sussurrato all'orecchio di Paolo i tempi futuri, i giorni di oggi. E Paolo dice: arriverà il momento, Timoteo, in cui non sopporteranno la sana dottrina. La verità farà prudere le orecchie. Le persone cercheranno prediche innocue, si circonderanno dei predicatori che accarezzano il loro ego. Che scambio infelice! La dura verità per la dolce menzogna. Le favole e i miti possono commuovere, ma sono incapaci di salvarci eternamente. Ed è per questo che Paolo insiste: Timoteo, loro possono, tu no. Sii sobrio, predica il vero Vangelo e vieni a soffrire con me come un soldato nelle trincee di una guerra. Vieni presto da me, perché Demas, amando questo mondo, mi ha abbandonato. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, solo Luca è con me. Porta Marco, lui mi è utile. Porta un mantello e i miei libri. Guarda il rischio che Timoteo sta correndo. La solenne convocazione di Paolo sembra quasi quella di un naufrago alla deriva, che sorride e insiste affinché il marinaio abbandoni la sicurezza della nave e si lanci con lui nel mare. Vieni presto, Timoteo, abbandona le tue frustrazioni, le tue insicurezze. Non c'è tempo da perdere con questioni banali di approvazione. E non aspettarti che ti approvino tanto. Vieni presto. Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, amore e autocontrollo. È ciò che Paolo ricorda a Timoteo nel primo capitolo di questa lettera, mentre fa riferimento alla santa vocazione a cui Cristo ci ha chiamati. Nel capitolo 3, Paolo si rifiuta di nascondere al suo discepolo il lato oscuro del ministero e afferma senza paura: tutti quelli che pregano il Signore della messe che manda e mi condurrà salvo nel suo regno celeste, in modo piuttosto strano e afferma senza paura: tutti quelli che vogliono vivere in modo pio in Cristo saranno perseguitati. Tu però rimani saldo in ciò che hai imparato dalle scritture. Predica le scritture. Questo è un comandamento così solenne che i testimoni convocati davanti ai quali Paolo ordina a Timoteo di predicare sono Dio e Cristo Gesù. Ascolta bene. Se inizi a coinvolgerti troppo con questa cosa di Chiesa, di Cristo, del Vangelo, dovrai cominciare a perdere alcune cose che chiunque considera di grande valore.
Se il tuo coinvolgimento arriva fino al collo, potresti perdere alcuni amici. Forse è quella tanto sognata promozione nella carriera professionale, perché le idee del Vangelo scombussoleranno la tua testa in modo piuttosto strano all'inizio e corri seriamente il rischio di dover cambiare il tuo atteggiamento. Vuoi davvero questo Vangelo? Se arrivi al punto di immergerti completamente nell'oceano di questo Vangelo, senza sapere più chi sei tu e chi è Cristo, fino a dove arriva Cristo in te, dove inizi tu in Cristo, potresti ritrovarti da solo a scrivere a un amico lontano: ehi, mandami una coperta di qualche libro. Ma le scritture garantiscono che non è possibile in alcun modo che tu arrivi al tuo ultimo giorno senza la presenza dello stesso Cristo che ti ha incontrato, con lo stesso sguardo compassionevole che ti ha accolto. Paolo continua il testo dicendo: ma il Signore è rimasto al mio fianco e mi ha dato forza affinché per mezzo mio il messaggio fosse pienamente proclamato. Il Signore mi libererà da ogni opera malvagia e mi condurrà salvo nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria per sempre. Amen. E perché questa urgenza? Paolo spiega che Timoteo deve affrettarsi, prima di tutto perché Demas lo ha abbandonato, amando il mondo presente lo ha abbandonato. È lo stesso Demas citato nella lettera ai Colossesi accanto a Luca, certamente un compagno nel cammino di Paolo. Successivamente viene citato di nuovo in Filemone come un collaboratore di Paolo e qui conclude il suo cammino. Vieni presto, Timoteo. So che ti stai occupando delle chiese a Efeso, ma la tua presenza qui è molto necessaria. Ho già mandato Tichio per occupare il tuo posto. Vieni perché i campi sono pronti per la raccolta. Non ho mai sentito nessun missionario testimoniare che nel suo campo di lavoro ci sia abbondanza di operai. È sempre il contrario. Perché è così che si fa l'opera di Dio, in assoluta dipendenza, pregando il Signore della messe che mandi operai in fretta. L'opera di Dio sarà sempre più grande di quanto mi ritenga capace di supportare. L'abitudine di Paolo diventa più evidente quando scrive: portami un mantello e non dimenticare i miei libri. Paolo è solo, ha freddo, sente la mancanza e devo ancora chiederti seriamente: vuoi davvero questo Vangelo? Forse ti hanno mentito promettendoti un Vangelo di gloria, ma guarda come sta finendo i suoi giorni il più grande missionario della Chiesa. Prigioniero, al freddo e chiedendo che qualcuno gli porti almeno dei libri. Ricorda Cristo sulla croce, sentendo la mancanza non di qualcos'altro, ma del proprio Padre. Vuoi davvero questo Vangelo? L'invito di Paolo al suo amato Timoteo non era di lanciarsi nell'assoluta insicurezza, era l'opposto. L'invito di Paolo era perché Timoteo salisse sulla nave più sicura, anzi, salisse sulla roccia inamovibile che è Cristo. Per questa l'insistenza. Timoteo, gli altri possono regredire, può capitare che qualcuno ti tradisca e un altro ti ferisca. In realtà succederà che molti volteranno le spalle al Vangelo che proclami. Tu però rimani saldo, Timoteo. Gli altri possono, tu no. Nella realtà del Vangelo, la realtà delle cose spesso assume altri colori. La morte qui ha odore di vita. Il pianto a volte si tinge di giallo e suona festoso. Nella realtà sovversiva del Vangelo è dando che si riceve. Il successo per noi è avere, ricevere, trattenere, accumulare. Ma ascolta, il successo di Cristo è stato misurato dal grado del suo svuotamento. Paolo aggiunge così, apparentemente solo, ma senza una goccia di amarezza nel cuore. Al contrario, saluti e gratitudine sono espressi attraverso le sue parole. Fa menzione di amici cari con cui ha condiviso momenti importanti nella fede. Priscilla e Aquila, che avevano già condiviso con Paolo il cammino missionario in occasioni passate.
Onesiforo, già menzionati da Paolo come qualcuno che lo incoraggiava molto. Cita anche Erasto, probabilmente tesorieri della chiesa di Corinto, una chiesa che sembra aver richiesto molte attenzioni dell'Apostolo. Come giunge alla fine un uomo di Dio? Cosa sta facendo Paolo negli ultimi momenti del suo cammino? Bene, Paolo sta facendo quello che ha fatto per tutto il suo ministero. Sta pensando agli altri. Ho lasciato Trofimo malato a Mileto. È quasi come vedere Cristo sulla croce nel dolore e nell'agonia, ma che riesce comunque a trovare un momento per prendersi cura di sua madre e del suo giovane discepolo. Cristo ha affidato il cuore spezzato di sua madre alle cure di Giovanni. Paolo ha affidato il malato Trofimo alle cure del suo discepolo. Chi di noi penserebbe a qualcun altro nel momento del proprio dolore? Paolo ci ha pensato, Cristo anche, perché nella realtà del Vangelo, la realtà delle cose spesso assume altri colori. Le parole di Paolo al suo amato Timoteo sono in realtà una solenne convocazione al ministero, senza alcuna intenzione di abbellire la realtà del ministero. Timoteo non veniva ingannato riguardo ai pericoli di intraprendere questo prezioso cammino. Paolo prepara il suo giovane successore alla realtà dei dolori del ministero. Avrebbe potuto dare molti consigli riguardo a sofferenze e perdite. Nessuno meglio di Paolo per arricchire l'elenco delle esperienze personali. Avrebbe potuto parlare del dolore delle frustrate o degli imprigionamenti, delle catene, delle prigioni. Avrebbe potuto raccontare a Timoteo dei naufragi, delle lapidazioni. Paolo ha sofferto tutto questo. E tutto questo avrebbe potuto accadere anche a Timoteo. Ma ciò che Paolo ritiene di particolare importanza alla fine dei conti è preparare Timoteo al tradimento sul campo. Se persino il nostro Cristo dovette affrontare l'amarezza di un bacio amico che lo consegnò direttamente nelle mani dei suoi persecutori, Paolo sarebbe stato libero di subire lo stesso? Timoteo avrebbe dovuto illudersi sulla reale possibilità di sperimentare anche lui quel bacio traditore? Secondo alcuni commentatori, Alessandro era una persona influente su cui Paolo avrebbe potuto contare durante il suo primo processo. Invece di offrire aiuto nel caso di Paolo, Alessandro fu il suo principale oppositore durante la seduta di difesa. Come se non bastasse lì il vecchio Paolo, gettato come un animale legato di fronte ai suoi accusatori, si alza a fatica per parlare in sua difesa, ma guardandosi intorno vede i magistrati, i suoi persecutori sono lì, ci sono anche i curiosi, ma non trova nemmeno un volto amico. Il vecchio Paolo sta vivendo i suoi giorni più difficili, in assoluta solitudine. Lui, che tanto desiderava condividere la sofferenza di Cristo, si trova ora come lui sulla croce, abbandonato dai suoi amici. Chi di noi sopporterebbe tutto ciò senza dubitare del proprio cammino? Ne valsa la pena, Paolo? Guardati intorno. Hai speso la tua vita per così tante persone, hai abbracciato tanti nel giorno della tua terribile sofferenza. Quanti sono qui per restituirti quell'abbraccio? Ne valsa la pena, Paolo? E la domanda torna a te. Vuoi davvero questo Vangelo? Vuoi davvero correre il rischio di arrivare agli ultimi giorni del tuo cammino come Paolo? Come il tuo Cristo? Paolo trova ancora spazio per menzionare con cura i nomi di quelli che molto probabilmente sono i suoi ultimi frutti. È come se dicesse: se arriverai qui, Timoteo, e io non ci sarò più, cerca questi nuovi convertiti. Lui potrebbe augurare a Timoteo di avere una vita felice, tranquilla, di avere molti amici e così via, ma non è questo che Paolo desidera a Timoteo.
Paolo sapeva molto bene cosa lo aveva liberato da innumerevoli sofferenze. E soffrire qui non significa morire, perché per Paolo la morte è guadagno. Ricordati, nella realtà del Vangelo, la realtà delle cose spesso assume altri colori. Paolo sa bene cosa augurare a Timoteo. Timoteo, quando ero giovane sono andato da Dio, disperato, con una spina che mi trafiggeva l'anima. Ma Dio disse: Paolo, non temere, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si perfeziona nella tua debolezza. E questo, Timoteo, è ciò che desidero per te. Il favore immeritato dei cieli che certamente mi aprirà le porte celesti. Timoteo, che la grazia sia con te. E dicendo questo, il poeta posò la penna. L'apostolo riposò eternamente. Missione compiuta. Il suo ministero si è concluso. Io non so se Timoteo è arrivato prima dell'inverno come desiderava Paolo. Ma la domanda è: tu arriverai prima dell'inverno? Timoteo, vieni in fretta. Abbiamo una solenne convocazione, fratelli. Abbiamo una solenne convocazione. E dobbiamo rispondere a questa convocazione. Ma per caso arrivate prima dell'inverno? Il Signore ti aspetta. Alleluia. Considerate questa parola. Vorrei ringraziare alla squadra della media che hanno lavorato tanto per fare questo. Che Dio vi benedica e vi abbondi. Io spero che veramente questo messaggio sia arrivato nel tuo cuore, sia arrivato alla tua vita, perché c'è molto da fare. Amen. Mettiamoci in piedi, fratelli, e riceviamo il pastore Ficara, che ci porta questa ultima plenaria di questo pomeriggio, e dopo finiremo questo periodo di plenarie e stasera faremo un culto di gratitudine e di gioia nella presenza del Signore, anche per la vita dei nostri giovani che hanno fatto 18 mesi del corso di missione con noi, hanno studiato quasi 200 ore, diversi temi importanti, e vorrei ringraziare il Signore per la vita loro che hanno perseverato. Hanno iniziato tanti, ma è così. A volte ne sempre tutti arrivano. Io mi ricordo che quando sono stato consacrato diacono della chiesa eravamo 70 ragazzi per diacono. Ma oggi, dopo tanti anni, pochi sono rimasti, pochi si sono preservati. Ma che tu possa attendere questa convocazione solenne e che tu possa capire cosa vuole il Signore per te. Amen. Riceviamo un pastore Ficara con un applauso al Signore. Lui che è presidente della Dio d'Italia, e la prima cosa che dico noi stasera è scelta in questa conferenza a Firenze, nella nostra chiesa, e siamo felici di averlo con noi insieme alla sua cara metà, la sorella Felicia. Siamo felici per questa coppia che servono al Signore in Piemonte, a Torino. Possiamo dare gloria a Dio. Non dispensate, c'è ancora da parte di Dio. E dopo noi andiamo, mangiamo di nuovo e così siamo qui per il culto, per lodare il nome del Signore. Pastore Ficara. Grazie. Volete accomodarvi, fratelli e sorelle care, carissimi? Che dire dopo una intera giornata di grandi benedizioni? Del resto credo che tutti noi questa aspettativa dell'unzione dello Spirito sulle nostre vite ne avevamo la certezza, credo, vero cari, nella grazia, perché ogni qualvolta ci raccogliamo nel suo nome
Il Signore non ci ha mai delusi. Anzi, come dice la scrittura, quando 2 o 3 sono raccolti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E la presenza di Dio non rimane mai infruttuosa o non ci lascia mai indifferenti. Basta avere le orecchie attente, il cuore spalancato e inneggiare al suo nome la gloria, che la forza dello Spirito Santo manifesta in maniera inconsueta, sbalordendoci tutte le volte, ogni qualvolta. Ed è cosa meravigliosa aver ascoltato questi nostri conservi, servi e figli di Dio prima ancora. Questo lo voglio sottolineare, cari nella grazia, prima di essere servitori, prima di avere ministeri di qualsiasi natura e genere, doni di qualsiasi natura dati da Dio, noi abbiamo da Dio ricevuto un miracolo potente, cioè il fatto che siamo stati fatti figli di Dio. Dio ha dato questo diritto, dice l'Evangelo di Giovanni, capitolo 1, di essere stati fatti figli di Dio a coloro i quali credono nel suo nome. La nostra emozione è il nome di Gesù Cristo che nella nostra vita prorompe in maniera grandiosa, certo, in maniera diversa l'un dall'altro. Chi manifesta un'esuberanza grandissima, chi una commozione, chi un pianto, chi una sensibilità silenziosa, però il nostro cuore è toccato, visitato e plasmato giorno dopo giorno, e siamo grati e riconoscenti a Dio perché ascoltiamo nella voce dei ministri di Dio, dei servitori, delle donne, degli uomini, delle testimonianze che proclamano la grazia di Dio, sentiamo la voce del Signore. Quindi non siamo qui, questo lo credo per me stesso, per poter comunicare a voi qualcosa che mi appartiene nel senso umano, antropologico, ma siamo qui tutti insieme perché la voce di Dio parla al nostro cuore in primis. Colui che proclama il Vangelo riceve in primis da Dio la sua volontà e la sua voce e ci rende agli occhi suoi graziosi e ci trasforma e ci rende vasi ad onore per la sua gloria. Questa è la cosa essenziale, fratelli. L'unico vero, autentico insegnante, maestro, apostolo, pastore di tutti i pastori che esistono è Lui, il Signore Gesù Cristo. Lui è la porta, Lui è la vita, Lui è la via, Lui è la salvezza. E noi ringraziamo Dio per quanto abbiamo insieme ricevuto dal nostro Signore Gesù Cristo. Oggi non so per quale motivo sono in maniera particolare toccato e commosso e nel mio cuore rifletto e dico: vi sono dei festeggiamenti nel matrimonio, 25 anni di matrimonio, poi cosa ci sono? Non lo so se ci sono i 30 anni, 50 anni, nozze d'oro, nozze d'argento, di diamanti, ed è una benedizione questa, cari nella grazia. Le mogli per i mariti sono una benedizione grande. Non possiamo sostituire le nostre mogli con nulla cosa al mondo in senso umano, e io credo che anche le mogli non possano sostituire i loro mariti quando l'armonia della fede che ci unisce per essere un unico corpo diventa una realtà nel servizio, nell'opera del nostro Padre Celeste. Che benedizione grandissima che noi abbiamo. Potremmo fare come i mormoni di dire: Signore, nel regno dei cieli voglio ancora risposare mia moglie. Io credo che questo non lo dobbiamo fare, perché i nostri corpi saranno mutati da corruttibili in incorruttibili, da corpi vili in corpi gloriosi. Noi incontreremo il Signore, lo vedremo faccia a faccia e lo conosceremo appieno come Egli conosce noi. Ringrazio Dio. Qual è questa mia commozione particolare che sentivo nel cuore attraverso i messaggi sublimi e stupendi e meravigliosi che abbiamo udito fin dal primo messaggio di questa mattina delle ore 10 all'incirca, e poi susseguentemente un altro messaggio e di pomeriggio ancora un altro messaggio. Che belle cose! La condivisione nel lavoro, nell'opera di Dio, sentirsi ed essere realmente una unità spirituale che ci unisce nell'essere membra di un corpo perfetto che è quello di Cristo Salvatore, il cui capo è Lui, che guida, che ci conduce, che ci porta avanti, che opera l'opera della potenza attraverso lo Spirito Santo, che ci libera dalla timidezza, ci libera dall'orgoglio, ci libera dalla superbia, ci libera dalla vanagloria. Riconosciamo di appartenergli, punto.
Tutti gli altri titoli sono aleatori, fratelli e sorelle, lo sappiamo bene. Titoli di ministeri ricevuti, titoli dati a motivo di associazioni, però una cosa è sicura, vogliamo continuare a servire il nome del nostro Dio, costi quello che costi. Oggi abbiamo piena libertà e serviamo Dio a voce alta, con veemenza e con forza divina. Ma se dovesse arrivare una persecuzione, noi continueremo a servire il nostro Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima. Voglio spendere 2 parole. Sono stato anche commosso dalla voce profetica, tale la ritengo, quella che poc'anzi il nostro pastore Victor, fratello Victor, ha espresso attraverso questo sentimento dell'unzione dello Spirito nei confronti di Andrea. Ti vuoi alzare per favore, Andrea? È il tuo momento di benedizione di Dio. Grazie. Andrea è un uomo di Dio. Io ho sentito nel mio cuore, non oggi ho avuto una conferma, ma già da mesi e mesi, quasi un anno, non so con certezza quanto, ho sentito dentro il mio cuore, nel vedere i suoi buoni propositi nell'opera e nel servizio di Dio, che questo uomo, perché è un uomo di Dio, che il Signore, come sta facendo ancora con noi, vero? Non è che siamo arrivati pastori, apostoli, dottori, cioè tutte queste robe, se ce li diciamo è perché sono scritte nella Bibbia, ma non è che ci interessano i titoli, ma ci interessa il servizio a cui Dio ci chiama per rendere la gloria al suo nome, per la testimonianza dell'Evangelo, che non ci possiamo dimenticare, come dice l'Apostolo Paolo, la potenza di Dio per la salvezza e la salute di tutti quelli che credono. Gloria al nome del nostro Dio, alleluia. 50 anni, fra qualche mese faccio. Che cosa sono 50 anni? Nozze di come? D'oro? Nozze d'oro. E li faccio, fratelli, perché 50 anni fa ho conosciuto il Signore, fratelli. Dio ha parlato al mio cuore quando ero giovane. Mi ha parlato, mi ha tratto a sé con cordicelle amorevoli. Non sapevo nulla di lui, sconoscevo assolutamente la parola Vangelo, che significasse. Non avevo mai avuto nelle mani, grazie a Dio, la parola del nostro Signore. Oggi la parola del nostro Dio, oltre ad averla dentro il cuore, perché in primis la riponiamo dentro di noi, ne abbiamo a disposizione di tutte le edizioni, della versione Diodati, della versione Luzzi, la riveduta, la Tirchi e così via dicendo, ed è una grazia di Dio. Allora non conoscevo nulla della parola del Signore, e quando mi è stato detto che Gesù mi amava, allora il mio cuore si è sciolto, fratelli e sorelle. Sono stato per la prima volta 50 anni fa in una riunione laddove c'erano credenti che amavano Dio e davano gloria al Signore e dicevano alleluia, gloria al Signore, Dio santo, benedetto, tutte espressioni di gratitudine e di riconoscenza verso Dio. Io inginocchiato lì nel pavimento insieme a loro, perché cercavo di capire cosa stava succedendo per fare quello che loro facevano. Inginocchiato, a fianco a me il mio amico, carissimo amico, il pastore Pino De Martino di Trapani, diceva gloria al tuo nome, Signore, gloria al tuo nome. E quando lui diceva queste parole, io mi annichilivo davanti a Dio e vedevo quel pupazzo Calimero nero che è immerso nell'ava. La pubblicità di allora diceva Calimero sei nero, ma poi usciva ed era bianco splendente. Io dicevo a me stesso, Signore, Calimero esce bianco ma io sono nero e tale rimango. Ma il Signore mi ha toccato, mi ha visitato. Sono andato in libreria a comprare una Bibbia. Ho preso quella Bibbia, l'ho divorata letteralmente. In una settimana ho letto 1072 pagine della vecchia antica versione Diodati. Cari fratelli, questo è il miracolo più grande. Il miracolo più grande, non possiamo dire diversamente se non che essere gioiosi, allegri, festanti, felici, perseguitati seppur lo dovremmo essere, oltraggiati anche adesso seppur così debba essere, ma purché il nostro Dio ci preservi, ci metta nelle sue mani e dia gloria al suo nome attraverso la nostra condotta, la nostra ortoprassi, cioè mettere in pratica la divina volontà del nostro Signore. Certo, la teologia, cioè la
la dottrina della parola di Dio è il fondamento del nostro cammino. La conoscenza che Dio ci dà di Lui è preziosa, infatti è detto: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Ma Lui ci insegna la sua parola, lo Spirito Santo ci guida nella comprensione, addirittura ci ricorda, dice l'Evangelo di Giovanni, le parole dette da Gesù. Quindi serviamo Dio con tutto il cuore e con tutta gioia. Quando mi è stato dato il dépliant dal pastore e da sua moglie, da Victor, e dalla sua moglie Priscilla circa un mese fa, io l'ho guardato, ho letto che c'era una conferenza i giorni 1 e 2 di novembre, e poi ho detto qual è il tema? Ho letto che il tema era la restaurazione, ma non mi ero accorto in maniera distratta e poco attenta di un brano biblico, di un versetto biblico che c'era scritto piccolo. E allora mi sono chiesto che cosa può essere la restaurazione, di che cosa può trattare questo tema, e subito nel mio cuore mi è venuto nell'animo Ezechiele 37. E allora ho preso Ezechiele 37, ricordavo bene ciò che diceva Ezechiele, il contesto storico di allora soprattutto, ed ho letto di nuovo tutto il capitolo 37, ho letto il primo capitolo, ed ieri, o l'altro ieri, non ricordo se è stato ieri o credo ieri, mi sono accorto che sotto la dicitura restaurazione c'era piccolo Ezechiele 37 versetto 7. E allora io questa sera adesso insieme a voi vorrei condividere una lettura del capitolo 37 del libro del profeta Ezechiele. E vi chiedo, cari nella grazia, se possiamo alzarci per la parola del nostro Dio insieme in piedi per leggere il testo biblico. Capitolo 37 dal primo versetto. Ezechiele: la mano dell'Eterno fu sopra me, e l'Eterno mi trasportò in spirito e mi depose in mezzo ad una valle che era piena di ossa, e mi fece passare presso di esse tutt'attorno. Ed ecco, erano numerosissime sulla superficie della valle, ed erano anche molto secche. E mi disse: figlio d'uomo, queste ossa potrebbero essere rivivere? Ed io risposi: o Signore, o Eterno, tu lo sai. Ed egli mi disse: profetizza su queste ossa e di loro: ossa secche, ascoltate la parola dell'Eterno. Così dice il Signore, l'Eterno, a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. E metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito e rivivrete. E conoscerete che io sono l'Eterno. E io profetizzai come mi era stato comandato, e come io profetizzavo si fece un rumore, ed ecco un movimento, e le ossa si accostarono le une alle altre. Io guardai, ed ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi della carne, e la pelle ricoprirle, ma non c'era in esse spirito alcuno. Allora egli mi disse: profetizza allo spirito, profetizza, figlio d'uomo, e di allo spirito. Così parla il Signore l'Eterno. Vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Ed io profetizzavi come egli mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi e tornarono alla vita e si raddrizzarono in piedi. Erano un esercito grande, grandissimo. Ed egli mi disse: figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Essi dicono: le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è perita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e di loro: così parla il Signore l'Eterno. Ecco, io aprirò i vostri sepolcri, vi trarrò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi ricondurrò nel paese di Israele. Voi conoscerete che io sono l'Eterno quando aprirò i vostri sepolcri e vi trarrò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e metterò in voi il mio spirito, voi tornerete alla vita. Vi porrò sul vostro suolo e conoscerete che io, l'Eterno, ho parlato e ho messo la cosa d'effetto, dice l'Eterno.
La parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini: e tu, figlio d'uomo, prenditi un pezzo di legno e scrivici sopra, per Giuda e per i figli di Israele che gli sono associati. Poi prenditi un altro pezzo di legno e scrivigli sopra, per Giuseppe, bastone di Efraim e di tutta la casa di Israele che gli è associata. Poi accostali l'uno all'altro per fare un solo pezzo di legno, in modo che siano uniti nella tua mano. Amen. Amen. Fratelli e sorelle, abbiamo pregato oggi molte volte. Io vi chiedo di rimanere con gli occhi chiusi, con il cuore spalancato, per rifare un'altra preghiera, perché l'Eterno ci permetta di capire la sua parola e di porla dentro il nostro cuore per realizzarla. Signore il nostro Dio, ogni qualvolta ci accostiamo a te, abbiamo un cuore sensibile e commosso, perché nel tuo buono e santo spirito riconosciamo la tua santità, quella diversità che c'è tra noi e te, che è un divario incolmabile. Ma come figli tuoi tu ci hai chiamati alla vocazione per un santo servizio, e nel sangue di Cristo hai perdonato i nostri peccati, e nell'averci riconciliati a te noi abbiamo la certezza che tu non ci lascerai alla nostra razionalità nella comprensione, ma permetterai ad ognuno di noi, nella guida del tuo spirito, di vivere, di godere, di capire la volontà tua in Cristo Gesù Salvatore, benedetto in eterno. Amen. Volete accomodarvi, cari della grazia? La parola restaurazione è una parola recente, ha circa 2000 e pochi anni, 200, scusate, pochi anni che è stata coniata. Prima non rientrava nel vocabolario nostro, ma nel 1816 uno svizzero di nome Karl Ludwig von Haller coniò per la prima volta questa parola restaurazione in seguito alla sconfitta di Napoleone, per poter indicare che i governi precedenti, le istituzioni precedenti, i potenti precedenti dovevano realizzare per la loro vita la restaurazione, nel senso di imporre i propri governi nelle proprie autorità per condursi secondo la tradizione antica, quella di prima. Quindi il periodo della restaurazione va dal congresso di Vienna circa 1815 al 1830. Qualche storico l'ha data anche fino al 1848. Io credo che sia più opportuno fermarsi al 1830, ma a prescindere da questo concetto della parola, della terminologia utilizzata, restaurazione, noi dovremmo capire che cosa significa restaurazione. Allora, sotto l'aspetto storico-politico, penso che sia comprensibile per noi questo processo di ristabilimento del potere dei sovrani assoluti in Europa, e soprattutto il tentativo di ritornare all'antico regime. Questo in senso sociologico-politico, ma noi possiamo chiederci, fratelli e sorelle, in senso religioso, rapporto dell'uomo con Dio, quale valenza, quale significato potrà realizzare per noi questa parola restaurare, restaurazione? Allora, rimettere a nuovo, mediante dei lavori di restauro, un manufatto, un'arte, un'opera d'arte, è l'azione umana che viene realizzata in maniera tecnica. Però il contrario di restaurare, possiamo, credo, comprenderlo che cosa significa. Restaurare è ripristinare, rimettere a nuovo, ma il contrario è danneggiare, guastare, deteriorare. Quindi non dobbiamo confondere, questo deve essere chiaro per noi, il concetto e la terminologia di restaurazione con la ristrutturazione. Sono due cose completamente diverse. E prima di passare al brano biblico nel contesto storico che ci riguarda personalmente, senza poter fare un salto di 2500-600 anni per rivedere il significato per noi della restaurazione, concepiamo questo.
E cioè la ristrutturazione porta un manufatto, un organismo, un edificio allo stato di rinnovamento, ma non tale quale quello che era prima. Questa è la ristrutturazione. Quindi materiali diversi possono essere utilizzati per la ristrutturazione, così anche i colori, così anche il prospetto può essere realizzato per ristrutturare un edificio, ma per ristrutturare un edificio storico che ha valore sotto l'aspetto dei beni culturali non si può realizzare una ristrutturazione, fratelli, ma una restaurazione. Io ho un amico in Sicilia che è molto facoltoso e ogni anno con le sue attività di lavoro, tra virgolette, era costretto a comprare beni diciamo immobili perché non sapeva come investire i suoi denari. Ha comprato un edificio storico di gran valore culturale e mi diceva Francesco, non so se riesco a restaurarlo, perché trovare un'impresa che utilizza sostanzialmente gli stessi identici materiali, lo stesso identico colore, il prospetto deve essere tale quale secondo il ripristino che deve dare il riflesso e l'immagine di ciò che l'immobile è sempre stato e vissuto nel senso storicamente parlando, ed era un grosso problema. Bisognava trovare persone competenti e materiali capaci. Ora, fratelli e sorelle, chiediamoci questo senso della restaurazione nella concretezza storica del capitolo 37 che riguarda Ezechiele e tutto ciò che è accaduto. Allora, nel 597 avanti l'era volgare e nel 587 avanti l'era volgare Israele aveva ricevuto l'occupazione di Babilonia, che nel 587 avevano distrutto la città di Gerusalemme e avevano distrutto che cosa? Anche il Tempio. Avevano colpito al cuore in maniera sensibile la vita degli ebrei. Tutto era perduto perché nel Tempio la presenza di Dio, cioè la Shekinah, si manifestava in maniera evidente ed Israele sapeva che la sua vita dipendeva da quella ineffabile presenza alla quale non potevano mai rinunciare, la Shekinah. Che cosa accade? La deportazione. Ed il profeta Ezechiele viene chiamato da Dio ad una prima profezia da poter rivolgere la parola di Dio al suo popolo. È una parola dura, la parola profetica. È una parola che implica che il popolo doveva avere una consapevolezza, una coscienza. Perché la deportazione? Perché questo colpire nel cuore e nella realtà più profonda la suscettibilità e la realtà religiosa in senso di religio verso Dio. Intanto la Shekinah abbandona il Tempio. È scritto, poi quando avete tempo, l'avete letto, potete rinfrescarvi tutto Ezechiele. La Shekinah, Dio abbandona il Tempio. Perché abbandona il Tempio e lascia ai babilonesi di distruggere? Ed il profeta Ezechiele parla profeticamente dicendo che sono i vostri peccati, la vostra idolatria. Vi siete conformati a questo mondo quando Dio vi ha chiamati ad essere popolo eletto per la testimonianza della sua gloria in una maniera veritiera e autentica. Ed Israele è deportato. E quando la Shekinah, la presenza di Dio, ci abbandona, e non ci abbandona per pura inerzia, per pura fantasia, o ci abbandona perché non siamo più simpatici a Dio, ma c'è un solo modo, una sola cosa che Dio non potrà mai condividere e non ha mai condiviso. Sulla croce Gesù Cristo gridò dicendo: Padre, Padre, perché mi hai abbandonato? Il nostro peccato doveva colpire noi e noi dovevamo essere su quella rotta
croce sofferente di giudizio e di condanna, ma Gesù Cristo aveva preso su di sé il nostro peccato e per un attimo il nostro Dio Padre Onnipotente, che non può mai condividere il peccato con nulla, era come se avesse prodotto l'assenza della sua presenza nel Figlio di Dio Gesù Cristo. Il salario del peccato è la morte, il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo. Oggi è stato ripetuto che il nostro lavoro spirituale è un lavoro di dedizione, è un lavoro per dare la gloria a Dio, è un lavoro che concerne l'insieme di tutti come membra dell'unico corpo, l'insieme di tutti, per la gloria del nostro Dio. E il peccato che distrugge, che ci separa da Dio, deve essere riconosciuto, e deve essere riconosciuta anche la presenza di Dio nella nostra vita, anche nell'abbandono, perché dobbiamo riconoscere che Dio non condivide mai nulla di peccato. E oggi in questa sala le nostre orecchie hanno udito diverse volte la parola del Signore che non condivide l'adulterio, la fornicazione, l'ignominia, l'ubriachezza, non condivide e non può mai e poi mai assecondare attraverso un'azione bonaria. Nostro Dio possiamo fargli una pacca sulle spalle e rabbonirlo con le nostre dicerie? No, fratelli cari e sorelle care. La parola ci parla con molta chiarezza. Galati capitolo 5, credo che oggi è stato anche menzionato. Le opere della carne. Le opere della carne sono manifeste e riconoscibili e sono opere di morte, di distruzione. E quando ciò accade, l'immagine della sembianza di Dio che prima rifletteva il nostro volto, ecco che incomincia a farsi nebulosa. Gesù Cristo che crea l'uomo a sua immagine e somiglianza, quella immagine di vita che è stata soffiata attraverso la Ruah, lo spirito dell'Eterno che vivifica. Prima vi era un uomo dal fango creato dalla mano del Signore, ma nello spirito vi è la vita e la risurrezione. Quella immagine di uomo vivente è l'immagine dei credenti che camminano nella grazia di Dio, che si nutrono della guida dello Spirito Santo. I frutti dello Spirito sono riconoscibili, non c'è confusione, fratelli. I primi 3 frutti di cui ci elenca Galati capitolo 5, credo il versetto 22 se non erro, sono amore, gioia e pace. E poi di seguito fedeltà, mansuetudine, benignità e poi per ultimo autocontrollo. Ci ricordiamo, vero, questa parola autocontrollo? Controllare la nostra vita, non nello sbandamento, come quando in maniera folle spingiamo l'acceleratore della macchina, io non lo faccio mai, spingiamo l'acceleratore ad una velocità forsennata e dopo dovremmo avere la capacità tecnica dell'autocontrollo che nel momento in cui stiamo sbandando, stiamo andando a sbattere, il nostro professionale autocontrollo ci permette di poter tenere la strada. No, non si tratta di questo tipo di autocontrollo. Si tratta della gestione, nella grazia di Dio e nella virtù dello Spirito Santo, di essere condotti nella via di Cristo, di camminare nella via di Cristo e di rinunciare al male e al peccato. Ci ricordiamo della figura di Giuseppe, vero? Giuseppe in Egitto, la moglie di Potifarre lo vedeva e lo sentiva attraente e non aveva scrupoli, desiderava fare sesso con Giuseppe. Giuseppe era un uomo avvenente, ma era di carne ed ossa, ma la sua benedizione, quella di Dio che risiedeva nella sua vita, gli permetteva, nella forza dello Spirito, della grazia del Signore, di rigettare ogni sentimento di concupiscenza per poter dire di no al male. Sappiamo tutti, fratelli, come la moglie di Potifarre, scenando una scena assolutamente non vera, ha indicato Giuseppe come colui che ne voleva approfittare di lei. Ebbene, la carne è debole, vero cari? Dice la Bibbia ai Romani, la carne non si sottomette a Dio neanche se volesse, in quanto non può. Perché?
Perché è fragile, perché è debole. E allora noi abbiamo bisogno di un supporto potente che non viene da noi. Abbiamo necessità dello Spirito di Dio. Abbiamo necessità che lo Spirito Santo della potenza di Dio sia dentro di noi. L'Apostolo Paolo diceva: misero me uomo, chi mi libererà da questo corpo di morte? Voglio fare il bene e il male non lo faccio, anzi è appresso di me, mi conduce sempre verso la strada sbagliata. Il bene quindi che voglio fare non riesco a realizzarlo, e il male che non voglio fare lo faccio. Ricordiamoci quanto ha perseguitato la Chiesa di Cristo, come è stato duro e cattivo nei confronti dei cristiani, e quando il Signore gli tocca il cuore lo muta, lo trasforma, lo cambia, lo rende un uomo nuovo. E lì nella via di Damasco è condotto a Damasco e il Signore parla per la sua volontà santa ad un suo profeta, Ania. Come si chiamava il profeta? Anania. Non era Ania, Ania è il nostro fratello. Ania è di Palermo, nostro fratello di Palermo. Il Signore dice: vai lì, in quella via, in quella strada, in quella casa, là c'è Saulo da Tarso, prega per lui, imponegli le mani affinché recuperi la vista e sia ripieno di Spirito Santo. La vita di Paolo è stata cambiata, tramutata, trasformata. Così la nostra vita, fratelli, è trasformata, è cambiata. La vita della Chiesa di Cristo, quella Chiesa conosciuta a Dio, quella Chiesa membra autentica del corpo di Cristo, conosciuta solo a Dio, che non è l'istituzione ecclesiale, ma riguarda la realtà della pienezza, della grazia che ci conduce giorno per giorno, ci permette di dire no al peccato e di dire rendo grazie a Gesù Cristo perché mi ha liberato da questo corpo di morte. Anche nei momenti più difficili di grande afflizione sappiamo che è il nostro consolatore, colui che ci libera, che ci svuota dai pensieri brutti e cattivi, colui che ci spinge sempre all'adorazione, al servizio. Ed è vero quanto è stato detto, cari fratelli e sorelle, senza la preghiera non arriviamo da nessuna parte, fratelli. Signore Gesù nel noto di Getsemane disse ai suoi 2 discepoli: pregate, e si allontanò un po' di metri, la Bibbia dice per una gettata di pietra, non so, 20 metri, 30, si inginocchiò sulla terra nuda e disse: Padre, se ti è possibile, trapassa da me questo calice amaro. Ma dopo aver pregato diverse volte disse: non la mia volontà sia fatta ma la tua, oh Signore. E quando andò ai discepoli vide che dormivano. Fratelli, care sorelle, avevano lavorato tutti i giorni, erano stati insieme a Gesù a predicare l'Evangelo, era molto tardi, avevano bisogno di dormire, eppure Gesù dice: state svegli e pregate. E alla fine, quando si sono addormentati, Gesù dice ancora prima: non avete saputo pregare neanche un'ora. Pregate affinché non entriate in tentazione. Se preghiamo costantemente, non a spot, permettetemi di dirlo, fratelli, abbiate pazienza, non a spot, ma mettendo davanti a Dio quotidianamente l'animo nostro, il cuore, la nostra sensibilità, la nostra fragilità, la nostra pochezza, pregando il nostro Dio per dargli onore e gloria, la forza del Signore è evidente che si manifesta in tutte le circostanze e in tutte le situazioni, e nel momento della distretta e della prova e della tentazione noi sapremo resistere e cacciare via il maligno, perché sì, è vero, il diavolo è come un leone, attenzione, è come un leone, attenzione fratelli, non è un leone, non è il re della foresta o il re di questo mondo. Il diavolo è come un leone che rugge e va attorno cercando chi divorare. Resistete al maligno ed egli fuggirà da voi. Come? Con la parola, fratelli, non si può resistere diversamente. Ciò che è scritto nella parola è immutabile. La parola di Dio è lo stesso, è stato detto, è la stessa parola identica ieri, oggi e lo sarà per l'eternità. Restaurazione. Noi possiamo dire che in ambito religioso
possiamo dare senza ombra di dubbio alla restaurazione la connotazione di immutabilità della parola di Dio, senza aggiungere nulla e senza togliere nulla, né aggiungere e né togliere. Quindi restaurazione come ripristino originario della volontà di Dio e Signore nella vita della Chiesa, nella vita quotidiana di ciascuno di noi. Gloria a Dio per questo. E Israele doveva capire che se si trovava in Babilonia si trovava a motivo della sua ribellione. Ma la profezia di Gioele, anche lui deportato in Babilonia, riceve da parte del Signore un'altra visitazione potente, una visitazione che ha il sapore e la connotazione e la realtà di una parola che Dio rivolge ed è di salvezza e di libertà. Il popolo è affranto, il popolo è smarrito, il popolo nella deportazione in Babilonia non ha speranza. La nostra speranza è perita, ormai non c'è più niente da fare per ciascuno di noi, ma il Signore nostro Dio è l'unico che può restaurare. Noi siamo chiamati all'obbedienza alla sua parola e quando obbediamo alla sua parola, Lui che ha le mani, che possiamo paragonare in un certo qual modo, tecnicamente parlando, all'aspetto umano del vasaio che prende questa argilla informe, la lavora e ne fa un manufatto bellissimo da mettere in vista. Così il lavorio di Dio nella nostra vita ci permette di essere argilla nelle mani di Dio, lavorati dal suo santo nome, perché acquistiamo l'immagine restaurata della gloria di Dio. Se vogliamo restaurare invece nella volontà umana, noi possiamo farlo, ma dobbiamo utilizzare un altro termine. Non si tratta di restaurare, ma si tratta di ristrutturare. E quando vogliamo ristrutturare, cioè creare nuove cose, come purtroppo anche oggi, dobbiamo ammetterlo, anche in alcune chiese laddove il nome di Cristo è proclamato, ristrutturano in una maniera non secondo la volontà del nostro Dio. E noi vediamo che questa ristrutturazione non porta nel cuore delle anime che odono il messaggio autentico della parola del Signore per attrarre alla vita. No, il peccato bianco non esiste. La bugia bianca non esiste. La bugia detta a fin di bene non esiste. Dice la scrittura: il padre della menzogna è Satana e coloro che dicono bugie sono suoi figli. C'è qualcuno che dice qualche bugia ogni tanto pensando che sia qualche cosa fatta a fin di bene per calmare gli animi? No, cari fratelli e sorelle. Se qualcuno ha detto qualche bugia, o se ha pensato di dire delle bugie, o se crede che le bugie possono essere un motivo per riconciliare, no, non è la parola del nostro Signore. Noi siamo qui per servire la verità sublime della parola. Del resto la Bibbia dice che Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non per mezzo di me. E il sincretismo religioso attuato nel IV secolo dopo Cristo, dopo l'era volgare, non ha ragione d'essere all'interno dell'autentico corpo dell'Evangelo. Sapete, la prima persecuzione cristiana è avvenuta quando Stefano proclamava l'Evangelo, lo ricordiamo tutti. Credo che sia il capitolo 7, dico bene, degli Atti degli Apostoli, 7 degli Atti degli Apostoli, ed è Stefano nel proclamare il Vangelo alle persone che declinano contro di lui e che addirittura lo lapidano, invoca Dio il Padre e dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Vi ricordate, vero? Perdona loro. E accadde una persecuzione, ma la persecuzione non frenò l'opera di Dio. Anzi, alcuni andarono in Samaria, Filippo, e predicò l'Evangelo. Altri andarono in Siria, in Cipro. Altri annunciarono l'Evangelo con allegrezza, con tanta gioia, addirittura al di là dei confini della Palestina. E molti si convertivano al Vangelo. Nel 250
dell'era volgare, Decio e Valeriano, imperatori, hanno perseguitato la Chiesa cristiana. A più non posso, un decennio di terrore, molti resistettero e non abiurarono la fede. Fratelli, qualcuno di voi, qualche predicatore prima, ha detto che quello che ha valore oltre l'Evangelo è la nostra vita, la nostra condotta. Molti sotto la grande persecuzione di Diocleziano del 300 d.C. si convertirono nel vedere i martiri come vivevano e come si comportavano e come in punto di morte davano gloria al Signore. Questa deve essere la condotta della nostra vita. Ecco perché c'è grande apprezzamento verso i ministri di Dio che servono il Signore, lo servono con dedizione. E noi impariamo da loro, fratelli e sorelle, perché senza mai perché. Ho una commissione da fare, ho un'altra commissione da fare, oggi non posso questo, oggi non posso quell'altro, abbiami per scusato, mi sono sposato, ho comprato 2 buoi, devo fare un'altra cosa e devo fare un'altra cosa. Fratelli e sorelle, lo sappiamo tutti, non è una cosa nuova. Ricercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, e le altre cose vi saranno date in più. E quando ci dedichiamo per questa opera che è quella di Dio, con tanta affezione e con tanto amore e con dolcezza, non come facevo all'inizio della mia conversione, quante cose ho fatto che sono dispiaciuto al Signore. Quando entravo nel treno, facevo il pendolare lunedì mattina, prendevo un treno da Trapani, mi recavo a Palermo, perché allora studiavo all'università a Palermo, a Trapani non c'era università e parlavo dell'Evangelo. E quanto capitava, un povero prete in quel treno era rovinato, perché annunciando l'Evangelo poi rivolgevo la parola dei giovani, dei ragazzi, quelli che mi ascoltavano, e indicavo quell'uomo, quel povero uomo vestito di nero, e dicevo: vedete quell'uomo, ci ha ingannati, quell'uomo è un sepolcro imbiancato, di dentro è pieno di ossa pucefatte e di fuori appare bello. E lei che fa finta di non sentire, proprio con lei parlo. E poi quando eravamo in autostrada, fratelli, per favore nessuno venga l'idea di fare le cose che ho fatto io. Le nicchie con l'idolatria di una Madonnina, di un Gesù, di un San Giuseppe, di un non so che cosa, quando lo vedevamo, accostevamo, ci guardavamo intorno, prendevamo delle pietre e poi dicevamo: nel nome di Gesù, al modo dell'interdetto, come fece Giosia che liberò gli alti luoghi dalla corruzione, nel nome di Gesù, spaccavamo tutti. Oh Signore! E poi ero contento. Però poi il Signore mi ha mostrato che c'era poco da essere contento. Il pastore ha parlato di magia. Vivevo nell'ignoranza con la mia famiglia, andavamo dai maghi perché pensavamo che era una cosa buona per liberarci da malattie, da situazioni che non riuscivamo a risolvere fisicamente con i medici. Ed allora avevo amuleti addosso, collanine, eccetera. E quando ho conosciuto l'Evangelo ho compreso l'idolatria, che non è certo l'adorazione a Dio attraverso l'idolo, ma è il culto alle opere e alla trasgressione della volontà del Signore. Ho preso questi amuleti, e ce n'era anche d'oro, e sono andato da un fabbro, quelli che hanno la fiamma ossidrica. E allora ho detto: senta, lei mi può prestare un attimo la fiamma ossidrica? E lui ha detto: cosa devi fare? No, dico: ma un attimo. E c'era il marciapiede, poi c'era un tombino dell'acqua, lui era lì nella sua officina, quella che era, e dice: ma cosa deve fare? No, dico: un attimo, devo bruciare una cosa. E quello non si è fidato, ma ecco lo scherzo. E io ho preso, ho detto: nel nome di Gesù Nazareno rifiuto tutte le opere diaboliche che ho compiuto prima. E quello ha detto: no, cosa fai? Ha visto che era una collanina d'oro, una immagine di un idolo, e dice: dalla a me. No, non te la do.
Fratelli, non fate nessuno una cosa simile. Ha detto: tu ne hai di demoni, questi sono altri demoni, li buttiamo. E li ho disintegrati e l'ho buttato nel tombino. Però ho rinunciato nel mio cuore alle opere morte della carne. Ho rinunciato. E vi racconto quest'ultima cosa. C'ho ancora qualche minutino, vero? Fratello disaddormentatore di anime, dov'è quel fratello Michele Giovanni? Dove sei, Giovanni? È andato via? Ah, no, va bene, non ha importanza. E allora, fratelli e sorelle, lode al Signore. Alcuni i pastori li mandano in pensione a 70 anni. Io ho pensato sempre che non va bene mandare a 70 anni perché devono servire il Signore sempre, vero? Però ogni tanto quando mi viene una mancanza di memoria dico forse hanno ragione. Cosa vi stavo raccontando? Volevo raccontare un altro, però dice qual è l'altra roba che ci vuole. Cari fratelli e sorelle, il Signore mi ha liberato dai demoni, ero posseduto dai demoni. La prima volta che sono andato in chiesa, nella presenza del nostro Dio, sentivo dentro il mio corpo l'agitazione. I testi biblici che leggiamo, fratelli, non è che dobbiamo andare a raccontare chissà quali cose. Quando lo spirito del male vive nella vita di un uomo o di una donna è soltanto perché ha avuto il potere, perché Cristo non era in quel cuore. Ed è possibile che ciò accada, e accade, fratelli e sorelle. Ed io ero completamente vittima dell'avversario, nonostante ero un ragazzo normale come tutti i ragazzi, normale. Ma quando mi sono accorto, ho capito che dentro la mia vita avevo bisogno di essere liberato, e la Chiesa ha pregato per me nel nome di Gesù Cristo, sgridando i demoni, io ho avuto la certezza che ormai la mia vita era nelle mani di Dio e nessuna cosa al mondo mi avrebbe separato dal Signore. E ho glorificato il Signore mio Dio, e quando sono stato liberato completamente, perché ho chiesto a Dio aiutami, perché voglio lasciare ogni forma di idolo spirituale che io ho nella mia vita. Il mio idolo allora sapete cos'era? La mia borsa della palestra e il mio allenamento era diventato un idolo. Questo non significa che non dobbiamo fare sport, ma per me lo era un idolo forte. Gareggiavo per la squadra dei Vigili del Fuoco di Trapani, poi a Palermo per la squadra dei Vigili del Fuoco di Palermo. Avevo appena fatto un campionato italiano a Catania di sollevamento pesi, ma sentivo dentro di me che ero troppo legato, troppo affezionato, troppo idolatricamente attaccato, e ho detto: Signore, io rinuncio ad ogni opera morta, persino a ciò che sento per me essere la cosa più cara. Rinuncio, prendo la mia borsa, vado dall'allenatore e gliela consegno, però so che se io mi libero, se tu mi dai la potenza, la forza di essere liberato da questo idolo, io so che tu sei fedele e mi liberi e mi dai la benedizione del tuo spirito. Ho preso la mia borsa, sono andato a Palermo, sono entrato nei Vigili del Fuoco, ho chiamato l'allenatore, ho detto: guarda, mi dispiace, però per miei motivi io consegno tutto, non faccio più parte alla squadra. Ma come? Non fai più parte? Perché? Non ti devi demoralizzare, tu sei giovane, non hai vinto i campionati, ma non ha importanza, eccetera, eccetera, eccetera. No. Cosa dovevo dirgli, fratelli? Il Signore mi deve liberare. Io ho detto: non è questo. E vi premetto un'ultima cosa. In quel campionato nazionale che avevo fatto a Catania, io che ero già credente, ho detto: Signore, io sono qui, era da poco convertito, fratelli, neanche 2 mesi di conversione. Io sono qui, so che tu dici ogni cosa che noi abbiamo chiesto nel nome di Gesù, tu la farai. Allora io adesso che devo sollevare 100 kg, tu lo sai che 100 kg li sollevo da qui su, anche di più, però da terra
a portarlo al petto non l'ho mai fatto, però stavolta io sono sicuro per fede che tu mi concedi di alzarlo. Vado a questa alzata di 100 kg, la porto al petto, mentre ero qui pronto per slanciarla su, i giudici nullo, mi danno il rosso, non è valido. Come non è valido? Butta giù, non è valido. Io mi sono girato, sono andato dietro le quinte, ho detto: come Signore? Tu dici nella tua parola quello che ti chiediamo, tu lo fai, e cioè io ci credevo e tu? Fratelli, ho imparato a chiedere secondo la volontà di Dio, non per spendere nei nostri piaceri, dice la parola. Noi chiediamo per la gloria di Dio, non per spendere i nostri piaceri. E quando il Signore mi ha forgiato, mi ha plasmato, ho sentito nel cuore di andare in missione. Dal pastore Victor ho imparato anche che cosa è la missione, nel senso della terminologia, voglio dire. Noi siamo sempre in missione. O che siamo qui a Torino, qui a Firenze, autoctone, ovunque siamo sempre in un campo missionario per testimoniare il Vangelo. E allora volevo andare in missione, avevo nel cuore questo desiderio di servire Dio pienamente. E ho fatto una preghiera, ho detto: Signore, io sento fortemente che questa è la tua volontà, che tu mi chiami a servirti in Italia, però ti chiedo, i miei genitori li metto nelle tue mani, che quando io dirò loro questo mio proposito, che loro abbiano gioia di sapere che io voglio servire il nome del Signore. Perché avevo anche un pochino di ambiguità, nel senso che papà lavorava, era da solo. Pagava l'affitto per me a Palermo, pagava il treno, pagava tutto. Allora erano altri tempi, fratelli, non è come oggi, abbiamo tutto, abbiamo fin troppo. E quel fin troppo che abbiamo, se è il dono di Dio, grazie a Lui. Ma se non abbiamo nulla o ci mancano le cose, è sempre gloria e grazie a Lui. Sono andato dalla mamma e papà, ho detto: papà, vi devo dire una cosa. Cosa ci devi dire? Vi devo dire che ho fatto una decisione, ma dipende da voi se siete contenti o no. Io voglio andare a servire Dio. Mia mamma si è messa a piangere. Si è messa a piangere e mi ha detto: io sono onorata, noi siamo onorati di avere un nostro figlio che vuole servire Dio a pieno tempo. Fratelli e sorelle, per i nostri figli, per i nostri amici, parenti, conoscenti, familiari, abbiamo questo desiderio, questa propensione di vederli nell'opera di Dio e nel servizio della sua santa gloria, perché questo è lodevole, è gradito a Dio, tanto sappiamo che Cristo sta per ritornare ed è una realtà, fratelli e sorelle. È una realtà, la nostra vita è nelle mani di Dio. Mentre siamo qui nel dire Maranatha, cioè Gesù ritorna, non stiamo, fratelli, lo so che non siamo così, non stiamo così. Cosa fai? Sto aspettando che Gesù ritorni. Sappiamo invece quanto lavoro c'è, ed è stato detto nella prima predicazione, è stato detto ognuno aveva un compito, uno accanto all'altro, ognuno un compito per rendere le mura di Gerusalemme, per ripristinare, per restaurare. E la restaurazione avviene quando nel nostro cuore noi abbiamo la volontà di obbedire, perché solo questo dobbiamo fare. Il protagonista principale, infatti, del testo biblico è lo Spirito, soffia sopra questi uccisi affinché rivivano, ossa secche, la nostra speranza è perita. Profetizza, figlio d'uomo, di allo Spirito, in una seconda battuta, ma prima che le ossa si ricompongano. Fratelli e sorelle, le nostre ossa sono tenute insieme dai legamenti e i nostri muscoli che avvolgono la struttura scheletrica sono attaccati alle ossa attraverso i tendini. Non ci può essere ricomposizione senza la parte integrale di tutte le membra del corpo. Uno può pensare che il legamento sia poca cosa, no, perché c'è disgregazione nella struttura ossea. Uno può pensare che il tendine abbia poca efficacia, non è vero, i muscoli agiscono perché sono innervati dal tendine nella struttura ossea e noi abbiamo una compattezza. Stiamo in piedi, agiamo, operiamo per dare gloria al nome del Signore. Nessuno si senta meno di un altro, come nessuno deve sentirsi più di un altro. Ognuno nel proprio ufficio. E come è anche stato detto, nessuno invada
un ufficio che non gli appartiene e che non gli è stato dato, ma se facciamo tutti la nostra parte, nella misura in cui lo Spirito di Dio opera e agisce, allora sì che quando noi veniamo meno e siamo desolati, il nostro Dio proclama attraverso la voce profetica della sua parola la restaurazione, cioè il ripristino originario del nostro essere a immagine e gloria di Dio, per un servizio santo nella gloria del Signore. Chi si glori nel Signore. Dio ci benedica. Fratelli, che giornata benedetta nella presenza del Signore. Io ho imparato perché ma è tutta una giornata, è molto impegnativa, ma là si passa una giornata dalla mattina a sera e sono tutti lì. Ho detto, ma se a Rimini si fa, a Firenze si farà pure, sì o no? È il nostro modello, sì o no? Siete stanchi? Ma no, pochino, ma va bene perché abbiamo dedicato tutta una giornata al Signore. Davide ha detto, una cosa ho chiesto e questa cercherò. Lui non ha chiesto soltanto. Mettiamoci in piedi. Una cosa ho chiesto e questa la cercherò. Cosa ha chiesto lui? Dimorare. Amen. Fratelli, ancora abbiamo stasera e domattina per concludere. E domattina, dopo che concludiamo, abbiamo quel bello pranzo insieme. Mettiamo la shisha perché a Firenze si mangia la carne. Bene? Ringraziamo il Signore per questo periodo e facciamo così. Il programma doveva essere alle 7:30, ma noi, se siete d'accordo, faremo alle 7:15 perché finiamo anche prima. D'accordo? Così possiamo riposarci bene e mangeremo già adesso, così facciamo una bella digestione. Nessuno dormirà con la pancia piena perché c'è il culto e noi adoreremo il Signore e quindi dopo prendiamo un caffè e basta. Va bene, o un tè. Ok? Quindi preghiamo, ringraziamo il Signore per questo cibo che ci ha offerto. Ringrazio di nuovo le sorelle che hanno preparato. Ci mettiamo più vicini lì adesso perché di pomeriggio era calduccio e ora c'è un ventino così che soffia, ma insieme ci riscaldiamo. Mettete sempre, vi coprite perché così nessuno si abbatti, va bene? Stiamo facendo il meglio. Un giorno avremo uno spazio più grande nostro e quindi avremo la possibilità di ospitare ancora meglio i fratelli. Va bene? Vorrei ringraziare il Pastore Ficare. Applaudiamo Gesù per la vita del Pastore Ficare. Non è possibile che mi abbandonate domattina. Per favore, non mi abbandonate, perché abbiamo pensato, pregato, digiunato per tutto questo programma e domattina è la conclusione e non vorrei essere da solo. Va bene? Ok? D'accordo? Amen. Ringraziamo il Signore per questo cibo, per quello che ci dà e per la vita di nostra fratello. Vorrei invitare il Pastore Adrian di Arezzo per fare questa preghiera. Alleluia. Grazie Signore per tutto quello che tu hai preparato, Signore, in questi giorni e ti ringraziamo anche per quello, Signore, che tu non hai preveduto, perché sappiamo che non tutte le cose sono buone, Signore, per noi. Grazie Padre, ancora provvedi, Signore, per coloro che hanno mancanza, Signore, attraverso di noi. Usa, Signore, questa missione che qui a Firenze, Signore, che diventerà, Signore, come un Gerusalemme, Signore, un Gerusalemme spirituale, Signore,
che ti cercherà, Signore, dal più piccolo al più grande. Grazie, Signore, per questa comunità meravigliosa, e ti chiedo sempre nel nome di Gesù, Signore, di far moltiplicare, Signore, le missioni come questa che è qui a Firenze. E noi ti ringraziamo anche per le sorelle che hanno lavorato per noi, Signore, e ti chiedo, Signore, di dare la stessa benedizione come hai fatto con noi oggi stesso, Signore. Grazie, nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Dio benedica, vorrei salutare anche i pastori, ma ci sarai, no? Per la sera, no? Perché parti dopo, alle 11. C'è tempo, va bene, ecco, sì. Ma Pastore Adrian ha bisogno di rientrare, ma possiamo applaudire Gesù per la vita del Pastore Adrian. Gesù benedica il pastore che sta operando lì a Rizzi, il Signore gli dia forza, grazie per questa è la strada, di stare insieme, perché insieme siamo più forti, pregano uni per gli altri e rinforziamo questa Toscana in preghiera, in nome di Gesù. Che il Signore benedica a tutti, andiamo a mangiare, buon appetito.